grazie Avvocato Rifiorati per l'opportunità, per l'invito, l'opportunità. Io vorrei essere il più possibile di confronto. Mi sono reso conto che i temi da portare, lei li ha citati proprio in parte e appunto ha anche dato proprio una panoramica di quelle che sono le nostre attività, l'attività del mio gruppo, della mia equipe e le attività anche personali relative proprio alla prevenzione della violenza, impegnandoci soprattutto sul versante del trattamento dell'autore in questi anni. E io partirò proprio un po' da una riflessione sul vertice osservativo, che è quello in cui noi un po' abbiamo sperimentato i primi interventi, l'efficacia dei primi interventi, il senso di correlare questi interventi con quelli che sono poi i portati, diciamo, degli sviluppi della legislazione internazionale e degli apporti appunto degli atti di trasposizione di questa legislazione alla nostra normativa, che è sempre in evoluzione e che tra l'altro appunto è stato detto prima, quest'anno sono cambiate molte cose, in questi ultimi 2 anni sono cambiate, stanno cambiando molte cose anche sul piano delle prassi, nell'ambito della gestione proprio degli interventi giudiziari ma anche degli interventi di difesa, se penso appunto alla normativa della sospensione condizionale che condiziona il trattamento, che è diciamo molto discutibile, sulla quale andrebbe fatta una riflessione molto profonda. Io cercherò di proporre qualche stimolo, anche perché abbiamo nel milanese in questo momento una pressione importante da parte dei vostri colleghi riguardante la normativa 165 quinto comma come esperimento di lavoro per noi complesso, e su questo cercherò di andare un più nel dettaglio quando tratterò la parte finale di questo mio intervento. La parte iniziale sarà soprattutto rivolta appunto al vertice osservativi, da cui noi partiamo. Toccherò gli aspetti dei riferimenti internazionali giuridici a cui fa riferimento le nostre prassi e un aspetto sulla efficienza o meno del sistema penale riguardo a questo tipo di problematiche. Cercherò di non tediarvi troppo con le slide, ma qualche slide l'ho preparata, per cui a un certo punto condividerò lo schermo. Grazie ancora appunto all'Ordine degli Avvocati di Udine, grazie anche appunto al Comitato Pari Opportunità per questa opportunità. Allora dicevo, le questioni dei vertici osservativi. I primi vertici osservativi sono quelli che sono relativi alle nostre prassi all'interno di un servizio del Comune di Milano che diciamo è partito nel 2009 come presidio criminologico e territoriale afferente alle competenze del settore sicurezza, che ci ha immediatamente dato soddisfazione perché andavamo a coprire dei bisogni sul territorio e non solo sul territorio, che erano quelli proprio di poter offrire delle prese in carico specializzate sia sul piano delle valutazioni psicodiagnostiche, dunque sulla rischiosità, la pericolosità di un certo tipo di soggetti e della possibilità che ripetano queste condotte, sia sul piano della trattabilità o meno di queste persone con interventi individuali o interventi di gruppo. Questo tipo di servizio, che abbiamo chiamato presidio criminologico territoriale, si è negli anni strutturato in una maniera, come dire, molto rilevante, soprattutto per quelli che sono gli invii. Gran parte degli invii, difatti, poi sono dati che vi fornisco, anzi se vogliamo andiamo subito a vederli perché possono essere interessanti. Io cerco di meno possibile usare le slide, però qualcosa dovrò usare. Non so se riuscite a vedere, sono riuscito a condividere lo schermo. Sì, vediamo professore. Allora, ecco, andiamo su questi dati a cui facevo riferimento. Questo è proprio il servizio da cui nascono questi vertici osservativi delle riflessioni che io farò con voi oggi, e questo presidio criminologico ha un po' la funzione di lavorare con i perpetratori realizzando delle competenze di tipo clinico, valutativo, psicodiagnostico e trattamentale sia in ambito criminologico che in ambito psicologico. Chiaramente è un intervento centrato a articolare di fronte a condotte che sono, si parlava prima della ripetibilità, della recidiva, no, di queste condotte, degli interventi di tipo trattamentali, terapeutici accanto a quelli securitari. I dati sono molto incoraggianti perché, come vedete, guardate in questi anni quanto è aumentata la presa in carico di questi soggetti, fino ad arrivare appunto ad avere anche nell'anno di lockdown un numero di utenti quasi a quello precedente. Non c'è stato in questo caso una crescita, una leggera deflessione anche di utenti presi in carico, ma è quello che dicevo prima, la cosa interessante è che un servizio di questo tipo sul territorio, un servizio pubblico, dunque che è caratterizzato da un'amministrazione comunale che specifica l'importanza di fare un servizio, di avere un servizio del genere appunto su un territorio, è come inviante trova la gran parte dei soggetti, questo è il primo dato interessante, i vostri colleghi, cioè appunto gli avvocati, soprattutto gli avvocati difensori. Dunque stiamo parlando del reo, stiamo parlando dell'autore di reato e stiamo parlando dunque di
quella parte della vostra professionalità che si occupa soprattutto della difesa e di assistere questo tipo di soggetti. È impressionante quanto durante il periodo di lockdown questa dimensione, questa proporzione di invii degli avvocati difensori sia così elevata rispetto per esempio alle carceri, perché spesso e volentieri invece si inverte, negli anni precedenti erano invertite le categorie, noi ricevevamo molti più afflussi di soggetti che arrivavano al nostro servizio per via misure alternative, per esempio, con chiaramente la prescrizione di un intervento trattamentale o addirittura nelle misure cautelari, in serie di misure cautelari, che non appunto direttamente dall'avvocato stesso, dall'avvocato difensore. Ecco, trovo interessante questo dato, trovo interessante anche questo dato comparativo che mentre preparavo oggi, in questi giorni preparavo l'intervento, mi ha fatto fare una riflessione. Torno a dire, la fase processuale è quella principale per un servizio di questo tipo. Allora vuol dire che non solo l'avvocato è quello che utilizza di più questo servizio, ma effettivamente già nella fase processuale si può parlare di una consapevolezza della necessità di una presa in carico di queste persone e dell'opportunità di utilizzare già quella fase non solo per orientare la strategia difensiva in una maniera diversa da quella che per esempio nel passato spesso e volentieri i vostri colleghi soprattutto esercitavano con questo tipo di reati, cioè quello di coprire in un certo senso, cercare di rafforzare in modo probatorio le strategie di negazione e di minimizzazione dei propri clienti, che in questo caso sono chiaramente molto presenti, non solo perché è un fenomeno psichico molto rilevante, quello appunto dei meccanismi di negazione e di minimizzazione, ma chiaramente poi sul piano della strategia processuale è sempre molto delicato e difficile riuscire a erodere questi meccanismi e capire quanto è un vantaggio per il proprio assistito invece porsi in una condizione già di chiedere aiuto in una fase come quella delle indagini. Poi vedremo che per questo c'è il legislatore che ci sorregge. Interessante vedere appunto come per esempio nella tipologia dei reati che sono arrivati al nostro servizio nel 2020 stalking e maltrattamenti sono ben più importanti dei reati sessuali. Noi sul territorio milanese abbiamo una forte esperienza e diciamo molti anni di esperienza sul lavoro con gli autori di reati sessuali, per cui il presidio criminologico, visto che lavoriamo molto in carcere con questi autori, ha un'affluenza importante di questo tipo di soggetti. Guardate cosa è successo nel 2019, completamente invertita, nel senso che nel 2019 il numero di soggetti che hanno un'imputazione o una condanna per stalking e maltrattamenti sono meno della metà di quelli che erano invece che arrivavano al nostro servizio per reati sessuali reati sessuali su donne e su minori. Questo significa appunto che nella fase di lockdown questo tipo di condotte sono state più evidenziate, anche se si è parlato di una bolla che invece in quel periodo ha contribuito ancora più ad aumentare i maltrattamenti. In realtà poi questa bolla da qualche parte, secondo i nostri risultati, deve essere un po' esplosa, perché questi dati a noi sono arrivati proprio in quell'anno in cui c'era il lockdown, maggiormente appunto l'anno di chiusura da lockdown. Questo è un altro vertice osservativo delle riflessioni che farò dopo, e cioè un'unità di trattamento intensificato in carcere, una sorta di comunità trattamentale che abbiamo creato dal 2005 presso la casa di reclusione di Bollate, per una trentina di detenuti autori di reati sessuali su donne e contro minori, che si assumono la responsabilità, firmando un contratto, di rimanere in questa comunità senza chiedere benefici, anche se magari potrebbero usufruirne e sarebbero nei termini di usufruirne, perché appunto si impegnano con quel contratto a percorrere tutta un'attività di trattamento multidisciplinare con attività di gruppo trattamentale che viene sottoposta tutti i giorni a queste persone nell'arco della settimana. Il riferimento è a una norma del legislatore che è molto importante, perché è l'articolo 115 del regolamento di associazione dell'ordinamento penitenziario, il quale, se ci pensate bene, nasce sulla scorta delle buone esperienze delle sezioni attenuate nell'ambito della legge della tossicodipendenza. Sezioni attenuate che in Italia erano in 6 istituti detentivi e che hanno ottenuto degli ottimi risultati in termini di gestione, di prevenzione della recidiva e di gestione dei soggetti appunto affetti a problematiche di dipendenza, ma anche autori di reati. Ebbene, anche il legislatore con questa normativa diciamo, riporta l'importanza dell'esperienza delle SEAT, concependo la possibilità nelle strutture detentive di creare delle sezioni apposite di regime di trattamento intensificato per alcune tipologie di soggetti detenuti o imputati o condannati. Dico condannati e imputati perché vedremo che questo aspetto dell'imputato, che inizialmente noi non abbiamo preso in considerazione, lo stiamo prendendo in considerazione grazie alle nuove leggi, alle nuove normative introdotte per esempio dalla 119 del 2013.
Anche qua, come vedete, i dati sono incoraggianti. In 14 anni di lavoro, in queste 14 annualità, noi abbiamo trattato 308 persone, valutate 355. Purtroppo ci sono state 11 recidive. Dico purtroppo perché sono dati che sono relativi a delle vittimizzazioni. Ogni recidiva purtroppo è una vittima. Però dal punto di vista di quelli che sono dati analoghi nella letteratura internazionale possiamo confrontarci con situazioni che non sono poi nemmeno così brillanti rispetto alla nostra. C'è da dire che la nostra situazione emerge come una situazione con un buon numero, una buona efficacia, perché non abbiamo banche dati per gli autori di reati sessuali nel nostro paese e non sappiamo effettivamente se tutte le persone che abbiamo trattato sono state poi in grado di gestirsi rispetto al rischio di recidiva. Le informazioni sulle recidive ci vengono dalle aree trattamentali delle carceri lombarde o di altre carceri del territorio del nord Italia e possiamo dire che è un dato un po' parziale, però è incoraggiante pensare che c'è questa possibilità di diminuire la recidiva col trattamento. È incoraggiante anche pensare che quando abbiamo chiuso le attività nel marzo dello scorso anno, proprio in questo periodo, ci siamo ritrovati tra noi colleghi e abbiamo detto vediamo un po', facciamo il punto, siamo stati impediti di entrare in carcere, siamo stati impediti di andare a lavorare nei nostri servizi territoriali. Quanti gruppi settimanali noi in questo momento stiamo svolgendo sul nostro territorio per gli autori di reati sessuali o violenti, di violenza domestica, maltrattamento e stalking? Ed è uscita questa slide che oggi ancora tuttora è attuale, perché questi gruppi li facciamo in alcuni carceri, riusciamo ad entrare come a bollate, in altri invece purtroppo abbiamo interrotto, per cui c'è una piccola diminuzione di questo numero, ma per quanto riguarda tutti i gruppi territoriali li facciamo da remoto e dunque sono confermati una quantità di lavoro di questo tipo che ci permette di poter dire che la nostra prassi operativa in un certo senso è stata accolta in questo territorio. C'è una forte domanda e c'è un bisogno anche appunto di intercettare servizi di questo tipo, soprattutto dalla vostra professionalità, e questo è l'aspetto che volevo ricalcare. La riflessione invece di fondo che ci autorizza ad andare in questa direzione è quella di questa direttiva europea, la 29 del 2012. Non sto qui a ripetere cose che sono state dette dalla professoressa Lorenzetti, sicuramente dalle avvocate che sono intervenute prima, l'avvocata Longhi, eccetera. Voglio semplicemente però puntare una questione che per noi è molto importante, noi che ci occupiamo dell'uomo e del maltrattante e del violento. Quanto è necessario partire da una normativa che mette al centro le vittime, da una normativa che lo studioso catalano definisce praticamente come il diritto penale della vittima, questa normativa europea. E quanto partire da questa normativa che mette al centro le vittime ci consente anche di avere una capacità di individuare meglio quali sono i bisogni di lavoro per metterla in garanzia e in sicurezza le vittime da tutti i punti di vista, in un sistema integrato dell'intervento, non solamente in un sistema che si prende carico delle vittime o che ne migliora per esempio la possibilità di rappresentazione processuale. Penso per esempio al concetto di vittima vulnerabile e a quello che ne consegue, come per esempio l'incidente probatorio, le sommarie informazioni a PC, PM, l'esame diretto e il controesame nel giudizio con modalità protette, tutte novità che tra l'altro introducono la figura spesso presente del professionista psicologo in una situazione così delicata. Ebbene, questo è un aspetto, ma l'aspetto principale è che gli atti di trasposizione di queste spinte normative ci hanno portato davvero a creare una trama di risposte normative molto efficaci nella tutela di questo tipo di beni, di interessi e soprattutto nell'intercettarne i responsabili e i colpevoli. Mi viene in mente appunto l'evoluzione enorme che abbiamo fatto con la legge del 96 sulla violenza sessuale, considerata come reato contro la persona, fino ad arrivare al concetto di relazione affettiva inserito nel codice penale, a tutta dignità come un concetto autonomo che configura l'aggravante nella violenza sessuale e nello stalking e la condizione di procedere con l'ammonimento. È estremamente interessante questo concetto di relazione affettiva che acquista una qualità di definizione nel sistema penale. L'altro aspetto importante è questa evoluzione di nuove fattispecie di reato fino ad arrivare appunto alla definizione autonoma della violenza assistita come possibilità appunto di considerare la persona che è il minore come persona offesa di questo reato. Ecco, la direttiva ci dice questo aspetto straordinario, secondo noi, centrale per tutti, di definizione del fenomeno, e ce lo definisce come violenza nelle relazioni strette. Ci dice attenzione, perché questo tipo di violenza è un problema sociale serio e spesso nascosto, in grado di causare un trauma fisico e psicologico sistematico dalle gravi conseguenze. Perché? Perché l'autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare.
la relazione fiduciaria viene interrotta, la relazione fiduciaria diventa esattamente il campo in cui agiscono quella bolla dell'intimità e quella bolla che protegge anche le nefandezze, le violenze, le sofferenze di chi le subisce, ed è proprio quella che favorisce tra l'altro appunto il sorgere e l'aumentare, l'incrementare di queste condotte. E per questo tipo di situazioni il legislatore vi dice a tutti gli Stati membri: state attenti, perché siccome sono relazioni fiduciarie facciamo fatica a intercettarle, facciamo fatica a intervenire, facciamo fatica a trattare, proprio perché c'è questo aspetto paradossale. Le violenze nelle relazioni strette richiedono speciali misure di protezione, in particolare dei soggetti vulnerabili, di quelli che possono essere all'interno di queste relazioni coinvolti in maniera diciamo maggiore in termini di vittimizzazione. Se guardiamo le violenze, i dati sulle violenze sessuali, l'Istat del 2006, per esempio, ci dice, la prima fatta nel nostro paese, un dato interessantissimo. Il 91% di queste persone intervistate hanno subito la violenza all'interno delle relazioni familiari, cioè in quelle relazioni strette ex punto 18 della direttiva 29 del 2012. Di nuovo, anche i reati sessuali sono situazioni da relazioni strette. E questo lo dimostrano anche i reati sessuali su minori. Guardiamo questa indagine un pochino più antica del CISMAI, che ci dice quali sono i luoghi in cui i minori subiscono gli abusi sessuali. Ebbene, il 91% di questa indagine, un po' antica, ma che comunque viene confermata da quelle che sono le più recenti inchieste canadesi e nordamericane, ci dice che la violenza sessuale, l'abuso sessuale sui minori, anche questa è una questione di violenza nelle relazioni strette, è una questione di violenza nell'ambito di relazioni fiduciarie. Allora basta il sistema penale a sé con questo tipo di condotte, vedremo che non basterà, e vedremo che è una delle questioni di questo tipo di intervento, ma in particolare lo ricorda anche la direttiva, perché per dare sicurezza, per incrementare l'efficacia dei sistemi penali, per incrementare l'efficacia dei sistemi di tutela e di intervento e punizione, dobbiamo costruire delle nuove prassi e dobbiamo in un certo senso far sì che anche le buone prassi diventano degli aspetti da supportare per gli stati, per integrare le legislazioni. E faccio subito un esempio, perché non voglio parlare di aria fritta, ma di cose reali e concrete. Nel 2009 abbiamo vinto un progetto europeo, il primo di questo tipo di progetti in Italia, per inserire un ufficio di stalking nel comune di Milano, in quei servizi che vi dicevo prima, ma anche nella casa circondariale di San Vittore. Da quel momento noi abbiamo in tutte le circondariali, Monza, San Vittore, Pavia, abbiamo un ufficio, una sorta di sportello per le persone che entrano imputate immediatamente, vengono ascoltate per 612 bis e 507.2, e cioè immediatamente intercettiamo una persona che in quel momento entra in carcere perché c'è una cautelare detentiva rispetto a questa accusa. Ebbene, questo progetto ha fatto sì che moltissimi dei vostri colleghi hanno richiesto, attraverso il fatto che c'è un servizio che si prendeva a carico dei loro assistiti in carcere per quel tipo di loro di fattispecie giuridica per cui erano detenuti, hanno richiesto la trasformazione della cautelare più afflittiva in carcere in una cautelare meno afflittiva, per esempio degli arresti domiciliari, a condizione che il loro assistito facesse un percorso trattamentale presso quel presidio criminologico di cui vi ho detto prima. E cioè lo sportello a noi serviva per contattare delle persone poco motivate, per contattare delle persone spaventate, per contattare delle persone che non avevano molta voglia di integrare la responsabilità dei loro atti con quello che effettivamente erano le conseguenze che ne determinavano, e in un certo senso per motivarli, se non altro, a porsi il problema, se non altro ad avvicinarsi a persone che potessero con loro cominciare a lavorare. Ebbene, questo tipo di approccio e di buona prassi ha portato il legislatore, che è stato su questo informato, perché in Commissione Giustizia ci andò la dottoressa Kusterman, che è la responsabile del servizio violenze domestiche, servizio violenza sessuale della clinica Mangiagale di Milano, e che portò questa esperienza della circondariale di San Vittore, del nostro sportello stalking e maltrattanti. Ebbene, il legislatore è uscito nella legge 119 del 2013 con questa importantissima novella. Quando l'imputato si sottopone positivamente, 282 del codice di procedura penale, attenzione, immediatamente prossimo alle cautelari, è molto interessante, quando si sottopone positivamente a un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali, attenzione, non sanitari. Questo è un altro aspetto molto interessante. Il nostro legislatore non crede con questa novella che il maltrattante sia un soggetto che debba andare al CPS o che debba essere trattato come tossicodipendente da un servizio ad hoc del sistema sanitario. Parla di servizi socio-assistenziali del territorio. Ebbene, il responsabile di quel servizio deve darne comunicazione al pubblico ministero e al giudice, guarda caso, ai fini della valutazione della cautelare.
esattamente quella buona prassi che noi stavamo determinando. Cosa dice questa norma? Beh, innanzitutto, da una parte valorizza gli eventuali interventi trattamentali in carcere anche prima della definitività di una condanna. Pensiamo per esempio al concetto di osservazione e trattamento che è nell'articolo 13 dell'ordinamento penitenziario, che è l'articolo centrale dell'architettura dell'ordinamento penitenziario. Noi operatori, io sono un esperto ex articolo 80, dunque sono un operatore carcerario, appunto come criminologo entro in carcere e svolgo quella funzione, possiamo intervenire con i nostri utenti solo e esclusivamente quando c'è una definitività. Quando è passata, per esempio, appunto, sono passati anni magari dall'imputazione, addirittura dalla data dell'arresto. Ebbene, qui siamo invece in una situazione in cui l'intervento può essere legittimato anche con l'imputato. Noi con l'imputato possiamo utilizzare questo grimaldello del 282 quater proprio invitandolo a fare delle riflessioni. Perché cosa succede? Infatti c'è anche un altro aspetto importante, che si ha una sorta di eccezione al principio di presunzione di innocenza con questa normativa, fatta in nome della violenza domestica. Perché se il violento in fase di indagine riconosce il bisogno di una presa in carico, egli in concreto fa un passaggio analogo ad un inizio di confessione. Si ha così l'effetto in tali situazioni che l'imputato con la richiesta del trattamento assume una quota di presunta responsabilità sui suoi modi violenti prima di essere presunto innocente. E questo, guardate, è in linea con quell'articolo, con quel punto 18 della direttiva UE, perché questi interventi trattamentali immediatamente successivi all'arresto incrementano la costruzione di un'alleanza di lavoro con queste persone, spesso molto riottose a motivarsi a fare questi percorsi, molto negatori, di solito scaricano sulla vittima le responsabilità e soprattutto la messa in sicurezza delle vittime della violenza nelle cosiddette relazioni strette. E questo è un primo punto che vorrei dire oggi come testimonianza di questa operatività. Operatività nel trattamento in una fase iniziale, in una fase sull'indagato, sull'imputato. Anche perché se non cominciamo a lavorare su queste buone prassi e se non stiamo dietro alle buone prassi con le modifiche legislative, incorriamo in una problematica di fondo con questo tipo di reati, cioè una bassa efficienza del sistema penale. Un sistema penale che ha una funzionalità rispetto all'intercettare la violenza domestica, le violenze sessuali, le violenze di prossimità, i cosiddetti reati appunto nelle relazioni strette, molto bassa. Un paese come la Gran Bretagna, che ha fatto tantissimo in questi anni, il metodo Scotland, pensate alle multi-agency che ci sono create appunto di lavoro in tempo integrato con varie agenzie sul territorio, forze dell'ordine, istituzioni carcerarie per lavorare sulla prevenzione della violenza domestica. Ebbene, ciò nonostante in Gran Bretagna solo il 2% delle violenze domestiche giungerebbe a processo e solo lo 0,8% giungerebbe a condanna, nonostante un'erosione del numero oscuro che sarebbe circa del 70%. Tenete conto che in Italia i reati di maltrattamento e di stalking generalmente rappresentano un'erosione del numero oscuro attorno al 90%. Dunque qui c'è un'erosione del 20% di questo numero oscuro, tenuto conto che questi dati provengono da una comparazione delle denunce e dai dati delle inchieste di vittimizzazione che vengono fatte su questo reato. Questa piramide ci dice che a 100 vittime in Gran Bretagna sono solo 8, a 100 vittime che hanno subito condotte di violenza domestica, sono solo 8 gli autori che vengono condannati. Dunque il sistema penale da questo punto di vista fa in un certo senso acqua. In particolare, guardiamo questa Istat del 2007, ci diceva che dovevano intercorrere ben 73 mesi tra la commissione di un reato di maltrattamento e la sentenza definitiva di condanna, mediamente. Vuol dire che ci sono situazioni che andavano ben oltre. E non è che sia molto migliorata, sicuramente lo è, ma la commissione d'inchiesta sul femminicidio presieduta dalla senatrice Puglisi nel febbraio del 2018 ci dice che l'89% delle sentenze sono definitive dopo 3 anni. Dunque c'è sicuramente un miglioramento, ma siamo sempre di fronte a 3 anni di latenza in cui queste dinamiche da relazioni strette sono particolarmente esposte e poco protette. Un quarto di queste denunce, tra l'altro, verrebbero archiviate ed una regione molto, da questo punto di vista, virtuosa come il Trentino. Su 100 autori di reati di maltrattamento, solo 10 conoscono l'esperienza del carcere. Anche questo ci dice tutto su quanto sia funzionale questo tipo di risposta penale nei confronti di questi reati. Non sto a citare, la conoscete tutti, la sentenza della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo riguardo a quel fatto che avvenne nella provincia di Belluno di un padre che uccise il figlio e
un tentato omicidio della moglie nonostante ci fosse nei suoi confronti una segnalazione, comunità protetta di entrambi, poi sono usciti perché la signora ha dichiarato che voleva ritornare col proprio marito, poi c'è stata una denuncia che ha portato la persona davanti al giudice di pace e poco prima del dibattimento davanti al giudice di pace, questo signore appunto si guarda bene da tentare di uccidere la propria moglie, la propria compagna e il figlio. Ebbene, ci ha condannato l'Europa dicendo non siamo in grado di tutelare, il nostro sistema penale non è efficace nella tutela della violenza domestica. Ma anche gli Stati Uniti d'America, che diciamo danno lo stato più punitivo del mondo, quando si parla di inchieste di vittimizzazione e ci si riferisce per esempio alla violenza sessuale, su 100 soggetti che sono vittime di questo fenomeno, solo lo 0,7, lo stato più carcerario del mondo, solo lo 0,7 degli autori finirebbe in carcere. Ora, questi sono dati che ci possono davvero, paragonati anche a questi, ma non voglio ulteriormente riempirvi di dati, so che sicuramente ne avrete avuti di più approfonditi e più dettagliati per quanto riguarda la vittimizzazione da chi mi ha preceduto. Però ecco, è sempre interessante vedere quanto il fenomeno è diffuso e quanto poco sia in grado il sistema di intercettarlo, ma soprattutto quando ci sono dei segnali, quei segnali di trattarli, perché se noi abbiamo il 76% delle donne che vengono assassinate da partner e hanno avuto in precedenza degli atti persecutori, noi dobbiamo preoccuparci, come abbiamo lavorato quando questi atti persecutori sono venuti a conoscenza del sistema giuridico e addirittura del sistema di esecuzione delle pene. E viceversa, la stessa cosa vale per i maltrattamenti. Ebbene, allora ci troviamo in una situazione in cui il sistema penale per questo tipo di reati soffre. Soffre perché c'è una bassa emersione dei fenomeni lesivi e sappiamo benissimo, e l'ha spiegato sicuramente in maniera approfondita l'avvocato che si è occupato appunto delle vittime, sappiamo benissimo quanto per le vittime è difficile riuscire a far emergere questa problematica, quanto è difficile sentirsi protetti e quanto è difficile sentirsi assistiti o comunque protetti anche in quella fase in cui c'è una latenza da un giudizio, da una denuncia a un giudizio definitivo. Il problema delle recidive, perché ci accorgiamo che le pene con questi signori non servono. Sì, servono nel senso che diamo delle risposte punitive, li mettiamo in carcere un po', ma sono delibernati in carcere. Noi li chiamiamo delibernati in carcere che vengono scongelati di quei meccanismi spesso di qualità psicopatologica che sono alla base di quelle loro condotte. Allora dobbiamo far sì che l'esecuzione di pena funzioni e dobbiamo utilizzare le vulnerabilità dello psichismo di questi soggetti per offrire loro delle opportunità e modificare il modo con cui vedono le donne, dunque c'è anche una dimensione culturale o subculturale, ma anche il modo con cui riescono ad avere contatto con le proprie relazioni affettive e con le proprie emozioni. Allora, il nostro carcere questa roba qui non la fa. E quando la fa in maniera troppo eccezionale, in qualche buon proposito di progetto, ma che purtroppo non diventa sistema. Il problema della scarsa efficacia della tutela delle vittime. Ecco, tutti aspetti che ci fanno rendere conto quanto sia necessario davvero applicare in maniera rigorosa l'articolo 27 della Costituzione e la polifunzionalità della pena con questo tipo di condotte, tenendo conto che non basta una risposta retributiva, una risposta solo punitiva, soprattutto quando è così, diciamo, asciutta dal punto di vista dei contenuti trattamentali, quando è solo vendicativa o rischia di essere solo vendicativa con soggetti che si sentono vittimizzati dalla risposta punitiva. Non riescono ad accedere a una consapevolezza perché prima di tutto si sentono vittime di un'ingiustizia. Allora noi dobbiamo far sì che questa risposta punitiva vada sempre più in una direzione di un diritto penale più articolato, costruttivo, con dei nuovi modelli, come per esempio quello non solo riabilitativo, ma anche quello riparativo. Anche perché qui si tratta di lavorare sulla riparazione del sé di queste persone, che spesso e volentieri hanno attraversato delle storie di vita drammatiche nella loro infanzia, nel loro sviluppo evolutivo. Il diritto penale oggi, se ci pensate bene, non deve più mirare e non mira più a salvaguardare l'ordine morale, ma ha assunto la funzione di perseguire tutte le ineguaglianze sostanziali nella vita sociale, monitorando i rapporti di forze legittime nelle relazioni familiari, professionali, religiose o amorose e creando nuove fattispecie, quelle che abbiamo per esempio appena visto sopra, diventando strumento attivo dei valori liberali. Ebbene, è chiaro che questo richiede un intervento specifico. I cosiddetti reati relazionali, quelli nelle cosiddette violenze nelle relazioni strette, costituiscono meno una trasgressione deliberata della legge, cioè una rivolta contro l'ordine stabilito, che non un'insidiosa perversione della relazione, l'affermazione di un potere sull'altro, di un abuso di posizione dominante sull'altra persona. E allora come facciamo con la legge noi a restituire a queste persone la consapevolezza di questo aspetto? Ebbene, noi crediamo che la commissione di un reato, soprattutto di natura relazionale o sessuale, costituisce l'apice di un percorso di vita tormentato, tanto per la vittima, che è chiamata ad affrontarlo nel presente e nel futuro, quanto per il perpetratore,
che non è stato in grado di gestirlo nel presente e presumibilmente nel passato, e chissà se nel futuro lo sarà. Questo è il problema di fondo. Entrambi necessitano di un sistema di tutele in grado di aiutarli a raccogliere le risorse per riprendere il controllo sulla propria vita, indirizzata in una giusta direzione. Ecco che allora tra l'approccio correzionalistico riabilitativo e quello retributivo si affaccia la soluzione di giustizia riparativa, integrata all'afflittività della pena, che si basa su rimozione del danno come evitamento della recidiva. Io dico ancora di più, rimozione del danno anche come evitamento della vittimizzazione secondaria, perché uno dei rischi potenti di questi reati nelle relazioni strette, queste violenze nelle relazioni strette, è proprio la vittimizzazione secondaria, cioè quello che ne consegue successivamente, non tanto da una riedizione dell'atto, ma da una modalità di sottovalutazione della sofferenza inflitta con quell'atto alle vittime, che è una cosa altrettanto grave per chi la subisce dell'atto stesso. E poi l'aspetto dell'attenuazione della sofferenza per le vittime, l'evitamento appunto di questa vittimizzazione secondaria. Ecco che allora il centro del lavoro trattamentale per noi è l'assunzione di responsabilità verso l'altro. Nei nostri dispositivi trattamentali, il lavoro di gruppo sull'empatia nei confronti di chi subisce le violenze è uno degli aspetti centrali di questo intervento. Volevo farvi vedere un filmato su questo che rappresenta molto bene questo passaggio. Lo potete vedere voi se siete interessati, perché fa parte di quel docufilm che ha citato l'avvocata Rifiorati prima, cioè Un altro me, dove si vede a un certo punto questa vittima di reati sessuali che incontra gli autori in trattamento alla fine dell'annualità di trattamento, e che questo incontro è davvero nell'ambito dei dispositivi di giustizia riparativa un elemento importante sia per le riparazioni di questa vittima, di quello che ha subito questa vittima, che per la riparazione del sé e degli autori. La responsabilità di queste persone non riguarda il sapere, ciò che il soggetto sa delle motivazioni che sottendono i suoi atti, ma la possibilità di rispondere di ciò che ha fatto, cioè di rispondere a qualcun altro, la presenza dell'altro, che spesso e volentieri è quello che queste persone non hanno. Attenzione, ma chi sono queste persone? Non sono quelli che una volta avremmo definito gli analfabeti del borgo, anche se sbagliano quando scrivono le scritte sui muri e non hanno la giusta grammatica nell'incazzatura, ma sono soggetti che in un certo senso noi possiamo dire sicuramente non sono un analfabeta del borgo, ma sono delle persone che spesso e volentieri Professor Giulini ha l'audio disattivato. Katia? Adesso mi sente? Adesso sì. Da quanto sono stato disattivato? Mi scuso. 1 minuto, mezzo minuto. Ecco, da qua, riparto da questa slide. No. È di nuovo disattivato. Stavo commentando appunto rispetto a chi sono le persone che commettono questi atti, no? Anche se vediamo qui che c'è un errore di grammatica e che potrebbe sembrare che questo anche nella rabbia magari è suscitata dalla rabbia di questo soggetto, però in realtà effettivamente non abbiamo e non siamo di fronte all'analfabeta del borgo. Spesso e volentieri queste persone si presentano meglio in sede per esempio di indagini, nelle verbalizzazioni, che non le loro vittime, che non le testimonianze delle vittime. Abbiamo una componente trasversale socialmente, spesso e volentieri sono persone che non hanno avuto mai precedenti penali. Guardi dottore, quante volte l'ho sentito quando per la prima volta contattavo queste persone nei nostri progetti. Dottore, io nella mia vita non solo non ho mai un precedente penale avuto prima di questo, ma nemmeno una multa di quelle da circolazione del traffico. Ecco, spesso e volentieri queste persone si presentano con una modalità che è veramente scissa rispetto a quelle che sono le storie violente che vengono raccontate dagli atti. Ma quali sono le cause? Perché succedono questi aspetti? Perché siamo spinte queste persone in un certo senso a questo tipo di... sicuramente credo che sia fondamentale l'aspetto culturale. Pensate che per esempio dopo la teoria antropologica del matriarcato originale della civiltà cretese abbiamo avuto secoli di subculture e discriminazioni di genere. No? Ci siamo ricordati quella civiltà minoica, quella grande civiltà di Creta. Ebbene, bisognerebbe recuperare forse Fromm quando sostiene che la rottura epistemica del patriarcato ai danni della società matriarcale è stata più incisiva del complesso di tipo freudiano,
Credo che questo sia un aspetto importante da ritrovare. In questo tipo di condotte la dimensione culturale e subculturale è assolutamente importante da considerare. Queste sono le varie situazioni: il risentimento del potere seduttivo delle donne, che svela la fragilità dell'uomo, la virilità del macismo, ma anche da parte della vittima la rassegnazione a ruoli di subordinazione e di remissività. Tutte questioni legate ad aspetti culturali o subculturali. Certo, non è solo tutto relativo e connesso al sessismo, vi sono anche aspetti di depressione, ansia, traumi pregressi, altri disordini di questi soggetti. Però attenzione, non è una categoria psicologica, non è una categoria psicopatologica. Non se ne deve occupare il sistema sanitario, se ne deve occupare il sistema della giustizia. Stanno violando delle norme e stanno creando delle condotte lesive verso qualcuno o contro qualcuno. E questo violare queste norme, queste condotte lesive lo fanno completamente coscienti, in compus sui, sono completamente, è rarissimo trovare delle sentenze che concludono con una diminuente della responsabilità a situazioni di questo tipo. Una cosa interessante di questa slide: la emozione preponderante di questi signori, secondo questi studi, sarebbe la paura. Persone che sembrerebbero avere il controllo della situazione con la loro violenza, con il loro atteggiamento violento, in realtà sono assillati da un sentimento, da un'emozione di paura. Perché in realtà spesso e volentieri sono stati attraversati a loro volta dagli aspetti traumatici. La violenza è una modalità inadeguata di questa persona di gestire grosse difficoltà che caratterizzano questi soggetti a livello personale e a livello relazionale. La violenza diventa in un certo senso una compensazione di una situazione di fragilità che non può essere integrata né vista dal soggetto, che in questo modo passa all'atto. Perché gli eventi traumatici subiti, e vedete che in questi studi dicono che spesso e volentieri sono presenti, ma anche diversi fattori causali, determinano un funzionamento psicopatologico che si traduce nella tendenza ad avere una difficoltà di contatto con la sfera affettiva. Questo è un aspetto molto importante. Una difficoltà di contatto con la sfera affettiva che si traduce appunto anche in una difficoltà di provare emozioni dolorose. Le parti fragili vengono negate, vengono introdotti in atteggiamenti violenti, mentre il soggetto mantiene una visione idealizzata di sé e della propria parte funzionante. O addirittura dei processi come questi, i processi di violentizzazione studiati da questo criminologo americano, addirittura in fasi, dove si apprende la violenza in casa, non si può intervenire per aiutare la vittima, per cui c'è questo conflitto terribile che viene descritto da Athens come orrificazione personale, e poi si addestra la persona alla violenza fino a diventare appunto virulento a suo modo. Un altro aspetto sono i problemi dell'attaccamento, e cioè la difficoltà di elaborare per esempio la separazione dall'oggetto materno. Pensate che l'85% degli stalker hanno problemi espliciti di difficoltà di questa elaborazione. Come vedete appunto 76% dell'omicidio, ho già detto prima, in omicidio in fase di separazione, ma il rischio di subire violenza per le donne separate e divorziate aumenta del doppio contro il dato medio del 31%. Anche questo è un dato interessante rispetto al problema dell'attaccamento e dell'essere lasciati, dunque abbandonati, e come si vive appunto questo abbandono. Dei recenti ricerche sugli orfanotrofi nei paesi dell'est Europa e dei post-attaccamentisti ci confermano che se salta la microregolazione affettiva materna, salta la regolazione degli impulsi, la capacità di relazione, l'organizzazione di una sessualità profonda, intima, di coppia. Immaginatevi voi come si può rispondere a tutte queste carenze, a tutti questi deficit, a tutte queste vulnerabilità del soggetto con la semplice risposta punitiva. È chiaro che quella risposta punitiva li difende ancora di più massicciamente e gli impedisce di avere accesso ad aspetti più evolutivi, che sono anche quelli di dover toccare queste fragilità, di fare i conti con queste fragilità. Il fenomeno della violenza assistita è presente purtroppo anche nelle cause di questi signori. La gran parte dei signori con cui stiamo lavorando hanno all'interno della loro storia in anamnesi episodi di violenza assistita. Quasi sempre questo compare, magari non la violenza fisica diretta, non la violenza psicologica diretta, ma sicuramente la violenza assistita è uno degli elementi causali non solo della violenza domestica, ma anche per esempio del bullismo, del cyberbullismo. C'è un'analogia tra queste persone, si può dire una mancanza di competenze interpersonali, l'abbiamo già visto, scarsa comunicazione emotiva, la difficoltà di cogliere i bisogni degli altri, l'incapacità di riconoscere le proprie e quelle degli altri, le emozioni degli altri, di gestirle, la negazione della paura e del dolore, vi ricordate l'emozione preponderante della paura, la colpevolizzazione della vittima. Ebbene, il maltrattante in famiglia ha una debole consistenza del sé. Ed è per questo che ha bisogno di rispecchiarsi nell'altro, di sottomettere la donna appunto vissuta spesso come parte minacciosa. E quella violenza serve per restaurare padronanza e controllo sulla donna. È una psicologia in cui prevale l'elemento dell'impulsività.
Ma vi immaginate voi, con tutta questa complessità che vi sto dicendo, che non è di matrice solo patologica, riuscire a dare una risposta efficace solo con una risposta retributivo-punitiva? Io credo di no. Pensiamo per esempio al controllo, un altro aspetto molto presente in questi soggetti, una dinamica della violenza legata molto più all'esigenza di intimidazione e controllo che non alla pura manifestazione dell'aggressività. È un bisogno proprio dell'autore che si ascrive alla partner un certo ruolo nell'ambito di intimidazione e che questo caratterizza la sua modalità maltrattante. Altre realtà sono mal gestite da questi signori, mal controllate, come la gelosia, la paura dell'abbandono, la difficoltà a gestire i verbi, ma soprattutto a livello più profondo ci troviamo con soggetti che hanno gravi disturbi della fiducia di base, cioè una difficoltà di provare fiducia negli altri e di avere fiducia in se stessi. È sempre spesso molto presente nelle dinamiche trattamentali, questo tipo di soggetti li incontriamo su questo punto. E poi c'è un'altra drammaticità, che è il contraltare, la vittima. La vittima spesso appunto è un fattore. C'è una specularità in queste condotte, c'è un'interazione e questa interazione spesso si instaura in un rapporto di mutua dipendenza. Noi lo vediamo molto bene perché con i nostri servizi che sono in connessione, noi abbiamo questo presidio criminologico per il Comune di Milano, ma anche un servizio psicotraumatologico per le vittime, ebbene ci accorgiamo che la vittimizzazione e la condotta lesiva sono parti di un sistema di interazione e bisogna riuscire a intervenire proprio su questo tipo di interazione. Ecco, il trattamento integrato con gli autori delle violenze è necessario proprio in questo modo, per dei programmi per uomini che devono essere parte di un sistema di intervento che tiene conto dei servizi per le donne, della creazione di altri servizi sul territorio, delle agenzie sul territorio, delle forze dell'ordine. Vedremo infatti che il protocollo Zeus va in questa direzione e deve essere appunto, deve integrarsi con questo tipo di ricchezza di proposte. Lo dice anche il punto 38 della direttiva, ci dice: i servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto del rapporto tra vittime, autori del reato, minori e loro ambiente sociale allargato. Lo dice anche la Convenzione di Istanbul, l'articolo 18, che questi tipi di interventi sulla sicurezza siano basati su un approccio integrato e che meritano ad evitare la vittimizzazione secondaria. Ma più chiaro di così non potevano esprimercelo il legislatore europeo. E addirittura ci consente di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto delle vittime e di supporto degli autori. Interessante anche questo. E poi il centro del nostro lavoro, e cioè l'articolo 16 della Convenzione di Istanbul, che ci dice che gli Stati membri devono istituire e sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica in tutte le fasi del procedimento. Addirittura l'articolo 7 della Convenzione di Lanzarote dice che bisogna intervenire per le violenze sessuali anche nella primaria, cioè prima ancora che ci sia una conoscenza di un reato. Bisogna lavorare sulle parafilie, bisogna lavorare sulle fragilità dei soggetti che devono emergere ancora prima che diventino dei soggetti che sono coinvolti in un processo penale. Ebbene, questo aspetto della prevenzione primaria è molto presente in queste convenzioni internazionali che si occupano appunto di intercettare i fenomeni di violenza domestica e sessuale. Violenza dunque trattare nelle carceri, trattare sui territori, trattare addirittura prima che il fenomeno venga fuori. Farlo con delle buone capacità di valutazione, dunque sviluppare testistica, psicodiagnostica, avere la competenza per sapere quanto un tipo di reato può generare delle risposte violente. Allora, qual è? La risposta retributiva non è adeguata, deve essere attraversata da una componente trattamentale. Per quale motivo? Perché la pena retributiva e l'intervento dell'apparato giudiziario sono insufficienti per queste condotte che hanno una predominanza, problematicità soggettiva profonda e importante, con quel rischio che quando una volta noi arriviamo, intercettiamo, puniamo, fuori dal carcere riprendono le attività di queste persone in maniera ancora più violente e vendicative. Abbiamo varie leggi nel nostro paese che vanno in questa direzione, non lo sto a elencare tutte, però quella che mi interessa dire fondamentalmente, poi arrivare al tema che mi è stato chiesto e su cui finirò, sono innanzitutto l'articolo 13 bis dell'ordinamento penitenziario, cioè la ratifica della Convenzione di Lanzarote, che inserisce il trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali su minori. Questo articolo è stato intensificato, è stato integrato dalla recente disposizione, quella appunto il codice rosso, la 69 del 2019, che prevede che si inserisca il trattamento psicologico anche per gli autori di maltrattamento e di atti persecutori all'interno delle carceri italiane. Guardate che non c'è quasi nulla nelle carceri italiane. Qualche buon progetto, qualche buon proposito, il collega Aurelio Oddo sicuramente in questo vi saprà informare anche, e voi sapete bene quello che sul territorio, per fortuna vostra, sta cominciando appunto a sorgere, ma in realtà sono pochi territori dove c'è una consapevolezza e pochi sistemi detentivi
normativi che prevedono e che rispettano questa norma integrata appunto del 13 bis. In particolare possono essere ammesse, dice la legge, a seguire percorsi di reinserimento nella società. Guardate, questo è molto importante perché riguarda l'esecuzione di pena, ma anche non solo l'esecuzione, anche l'imputato, e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, previo accordi tra gli istituti penitenziari e questi enti. Dunque si tratterebbe anche di muoversi a livello di PRAP, dicendo: ma cosa stiamo facendo per questi accordi? Li abbiamo creati queste risorse? E la legge 119 del 2013 dà un segno, un punto in questa direzione, cioè l'importanza del recupero e dell'accompagnamento dei soggetti responsabili di violenza nelle relazioni affettive per il nostro legislatore. Ebbene, arriviamo a questa legge, la sospensione condizionale della pena, la 165, il quinto comma, inserito appunto dalla 69 del 2019, dove per soggetto incensurato e fattispecie con cornice di tale medio-bassa si ha la possibilità che si ha questa pena sospesa. Il rischio è quello che questa cornice di tale medio-bassa non presenti la possibilità di avere all'interno di questa norma delle fattispecie aggravate dalla presenza di una relazione affettiva. Come vi ho detto prima, il concetto di relazione affettiva aggrava sia la violenza sessuale che gli atti persecutori. C'è un altro aspetto interessante in questa norma, che non si prevede, visto che vi è una clausola di invarianza finanziaria nella legge, non si prevede che questo trattamento sia a spese dello Stato. Deve essere a spese del singolo. E beh, chiaramente, ex articolo 21 della Costituzione, siamo di fronte al rischio di violazione di un principio di uguaglianza. E forse si potrebbe però, diciamo, ovviare applicando per analogia il disposto previsto per le spese da mantenimento in istituto nell'esecuzione di pena oppure nella remissione del debito. Fatto è che noi a Milano ultimamente abbiamo una serie importante di attività trattamentale per i signori che vengono condannati anche per violenza sessuale, con pena sospesa e subordinata al trattamento. E questo è un altro fronte importante che ci fa aprire questo nostro concetto di campo del trattamento, e cioè ci fa dire che in effetti l'efficacia dell'intervento con questo tipo di violenti, di uomini violenti, di persone violenti, dico uomini perché il 90% di condotte violente nell'ambito domestico sono quelle commesse dagli uomini, dai maschi. Ebbene, questo campo del trattamento parte da una fase processuale, addirittura, fino ad arrivare a seguire le persone dopo l'esecuzione di pena. E cosa significa? Significa mettere le persone in grado di sapere che possono essere prese in carico attraverso un'efficacia dei sistemi di intervento detentivi, cioè nel contenimento, in modo tale che ci siano delle leve motivazionali, dei patti trattamentali per le loro difficoltà a riconoscere il problema, aiutarli a cercare di riconoscerlo con degli incentivi di tipo trattamentale, portarli a renderli, come dire, portatori di un'autentica domanda di presa in carico attraverso l'accettazione di un cambiamento dell'immagine di sé, con la pregnanza che noi chiamiamo emotiva dell'appartenenza a questo campo. Cioè noi ci accorgiamo che i nostri utenti stanno all'interno di questo campo con la sensazione di un buon contenimento, un contenimento benevolo, un rispecchiamento con il sapere, un rispecchiamento con le storie degli altri che sono in trattamento e un riferimento al nostro sapere clinico. E questo tipo di campo funziona perché in un certo senso permette di attivare la domanda, favorisce l'emergere della domanda, dunque crea un'alleanza e una motivazione di lavoro anche attraverso degli strumenti come dei contratti. Noi abbiamo dei veri e propri contratti di adesione al campo del trattamento di queste persone e soprattutto attraverso il dispositivo trattamentale dei gruppi, che è quello più efficace. I trattamenti di gruppi è il setting elettivo per trattare queste persone, perché il gruppo favorisce in modo efficace i processi di integrazione e simbolizzazione, in cui la parola e il discorso sono costantemente declinati attraverso la condivisione tra di loro, il confronto tra di loro, e comporta un allentamento delle difese, che sono in questi soggetti molto massicci, e la disponibilità ad affrontare stati di regressione emotivi. È centrale nell'attività di gruppo l'alternanza tra aspetti individuali e gruppali, e anche l'obbligo che loro si assumono attraverso un contratto simbolico, ma che in un certo senso lo fa diventare non più recettore passivo dei contenuti del trattamento, ma parte attiva. Il gruppo è un potente moltiplicatore dei processi di maturazione e struttura delle interazioni con elevata dinamicità, e sono fondamentali, perché il violento deve oltrepassare ha delle sfide importanti, deve oltrepassare un orgoglio spesso smisurato, noi lo chiamiamo un egocentrismo totalizzante, deve oltrepassare una condizione in cui ha bisogno della violenza per mantenere un'integrità del sé, deve affrontare le proprie difficoltà nelle relazioni con l'altro in termini di labilità dell'autostima. Ma accidenti, ma vi rendete conto della delicatezza di questo lavoro? Ma soprattutto quale non è il singolo operatore, è la costruzione di un campo del trattamento che permette a questo lavoro di essere operativo. Io non credo al singolo psicoterapeuta che ascolta nel suo studio specializzato, da solo fa questo lavoro con queste persone.
Non credo a chi non mette insieme, a chi fa un lavoro solo sull'individuo e non mette insieme questi individui tra di loro in un'attività di gruppo. Ed è proprio in quest'ottica che noi abbiamo sviluppato il lavoro trattamentale in questi anni nei vari contesti. Quello, diciamo, in cui mi è stato chiesto di entrare nello specifico è sempre attraverso le buone prassi, è innanzitutto questa novità. E finisco tra pochissimo. Innanzitutto quello che ci offre il codice antimafia, quello del 159 del 2011, che nella 161 del 2017 prevede l'adozione di misure di prevenzione anche agli indiziati del diritto 612 bis. E beh, è una norma rivoluzionaria. È una norma rivoluzionaria. Perché? Perché ha aperto una prassi che il Tribunale delle Misure di Milano, il Tribunale delle Misure di Prevenzione, in particolare il dottor Roy ha sviluppato, proprio della possibilità di inviare in trattamento delle persone che non hanno per forza in quel momento un'imputazione o una condanna per un reato, ma che semplicemente sulla base di situazioni indiziarie vengono ritenute, come dire, soggetti a una misura di sorveglianza speciale. E questa misura di sorveglianza speciale viene arricchita della funzione del trattamento ingiunto. I primi provvedimenti parlavano di ingiunzione terapeutica, come dice questo giornale, no? Questo stalker ci è stato mandato in ingiunzione terapeutica. Noi abbiamo intercettato il dottor Roia, che è presidente della sezione, e gli abbiamo detto: guardate che non possiamo parlare di ingiunzione terapeutica perché non sono delle cure. E visto che, tra l'altro, sul piano costituzionale, dei principi costituzionali, imporre una cura fuori da quelle che sono le ipotesi già previste come TSO e altre situazioni molto strette, è impossibile farlo, non è costituzionale, ebbene non possiamo parlare di una cura, di un'ingiunzione terapeutica nell'ambito delle misure di sorveglianza. Dobbiamo parlare di un'ingiunzione trattamentale. Allora, ecco, questa è la rivoluzione. Un signore può non essere mai entrato in carcere, ma nella sua storia passata c'è tutta una serie di dimensioni e di indizi di pericolosità nelle relazioni intime o anche nelle relazioni sessuali. Ebbene, il Tribunale delle Misure di Prevenzione emette, ma anche su segnalazione della questura, che poi la procura avvalla, emette queste misure di sorveglianza. Misure di sorveglianza che hanno appunto anche caratterizzate dal... Guardate cosa dice la questura di Milano. La questura di Milano il 3 marzo del 2018 manda questa circolare a tutti i servizi e funzionari. Si vede male, a metà, qui dove vado io con la... Si comunica che a seguito di un rapporto di collaborazione avviato con il Tribunale di Milano, sezione autonoma misure di prevenzione, per quei soggetti che hanno manifestato propensioni devianti, non siamo di fronte a uno che ha fatto un reato, attenzione, propensioni devianti contro donne o minori, stalker, pedofili, soggetti violenti, eccetera, oltre alla previsione di prescrizioni per la tutela diretta delle vittime, esempio divieto di avvicinamento, la sorveglianza speciale DPS è arricchita con un'ulteriore prescrizione con cui il soggetto è inviato a sottoporsi ad un percorso trattamentale, cosiddetta ingiunzione terapeutica. Non eravamo ancora intervenuti noi con le specifiche del trattamento. Ora, un'altra cosa interessante, rivoluzionaria secondo me, la questura di Milano con il PRAP si sono accordati e hanno deciso: sentite, facciamo così, tutti quei signori che hanno finito di eseguire la pena per 572, 612 bis, 600 bis tere quater, 609 bis tere quater e octies, che escono dal carcere per fine pena, ce li segnalate, ci date un'informativa noi della questura e sulla base di questa informativa non sappiamo cosa faccia la questura, probabilmente vengono attenzionati. Ma perché vengono attenzionati? Perché questi signori vengono attenzionati e vengono segnalati dalle circondariali o dalle reclusioni quando escono? Perché molto probabilmente per alcuni di questi quella questura chiederà al pubblico ministero di fare una richiesta di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'ingiunzione trattamentale. Ma anche la sorveglianza, anche il Tribunale di Sorveglianza va in questa direzione. Guardate questa decisione abbastanza recente del 2019 di questo giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano che cita rispetto a una valutazione su come è andata una misura alternativa, in particolare qui si tratta di una decisione di un'assenza, per esempio, mi sembra che sia una detenzione domiciliare. Ebbene, stante l'assenza di alcun concreto ravvedimento, di un trattamento riabilitativo durante l'esecuzione di pena di questo soggetto, che era appunto in una misura alternativa della detenzione domiciliare, si ritiene di applicare la libertà vigilata per il congruo periodo di 1 anno, con l'obbligo tra le prescrizioni di frequentare il presidio criminologico. Vedete come anche i magistrati di sorveglianza stanno andando, questa qui è l'ordinanza che ho fotocopiato, e tra le prescrizioni, come vedete, c'è la segnalazione appunto, non è andata bene, come dire, la misura alternativa, non siamo soddisfatti di come è stato l'esito di questa alternativa, ebbene il magistrato di sorveglianza decide di una misura di sicurezza. Ecco l'ultimo cambiamento importante che ci ha portato al protocollo Zeus di cui il titolo, e mi scuso se sto andando oltre, ma veramente ho chiuso, ed è la possibilità di lavorare sulla prevenzione. La possibilità di intercettare
Qualcosa di più di invitare qualcuno a tenere una condotta conforme che era per esempio previsto dall'ammonimento di coloro che metteva l'atto persecutorio. Ma qui si dice addirittura che il questore deve informare senza indugio l'autore del fatto circa dei servizi disponibili sul territorio. E in questo senso abbiamo costruito il protocollo. Devo dire che la divisione anticrimine della Questura di Milano, in particolare la vicequestora e la direttrice, la funzionaria direttiva della divisione anticrimine, la dottoressa Alessandra Simone, ha creato questo collegamento tra ammonimento, invio, efficacia sul territorio e presa in carico. Questo collegamento è possibile appunto sia per la legge 39 del 2009 che la 119 del 2013. Che cosa succede? Ma anche per il cyberbullismo abbiamo firmato tre diversi protocolli che ci permettono appunto di intercettare questi soggetti di fronte a un primo atto critico, una prima possibilità critica. Nell'aprile del 2018, protocollo Zeus, che è un protocollo di intesa dove vengono stabilite appunto le modalità di invio per persone che in sede di notifica del provvedimento vengono esortate a recarsi a colloquio con gli specialisti per favorire la consapevolezza del disvalore sociale e della lesività delle condotte provocatorie e violente e a prevenire la recidiva. Ebbene, quali sono i modi con cui ci vengono mandati? Questo, semplicemente una scheda a soggetto di cui noi sappiamo solamente una descrizione sintetica degli eventi. Qui abbiamo una scheda soggetto, come vedete, ammonito ex articolo 8, dunque stalking, e qui vengono descritte le manifestazioni vessatorie iniziate già nel mese di marzo 2019. Si sono concretizzate con l'invio di numerosi petulanti messaggi e mail, spesso del contenuto inquietante, farneticante e talvolta esoterico, con pedinamenti, nonché presentazioni. Vabbè, insomma, siamo di fronte a una situazione che potrebbe raffigurare una denuncia per atti persecutori. Ebbene, si ferma invece a un ammonimento. Il nostro intervento permette alla persona di rendersi conto di come sta arrivando oltre e di come è stata lesiva la sua condotta e permette alla persona offesa, che io non chiamerei persona offesa, perché in termini giuridici non lo è ancora, la chiamerei parte istante. Anche se non è neanche vero che sia una parte istante, perché guardate un'altra cosa interessante dell'ammonimento. Nell'ambito della violenza domestica può essere chiunque a segnalare il tipo di problematica, può essere il vicino di casa, potete essere voi, può essere il portinaio, può essere nella scuola l'insegnante. Non è come nello stalking, dove è solamente la parte istante che è veramente, diciamo, oggetto di quei comportamenti, non vittima, anche qua io chiarirei, è sbagliato, ma comunque è, diciamo, quella che a questi comportamenti sono rivolti. Invece nella violenza domestica questa è una cosa molto interessante. Qualsiasi persona a conoscenza può fare questa informativa, poi sta alla polizia fare una rapida indagine e da questa rapida indagine poi eventualmente procedere all'ammonimento. Idem per quanto riguarda, qua vedete, questa è una scheda che ci è stata data per un'ipotesi di articolo appunto della legge 119 sul maltrattamento. La descrizione degli eventi dice qua: nella serata del 5/2/2020, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di bevande alcoliche, spintonava e colpiva la moglie con dei pugni al volto, nonché le impediva di uscire dalla propria abitazione a chiamare i soccorsi. Ecco, anche questo è diventato oggetto non di una segnalazione di denuncia, ma di un ammonimento su cui intervenire. Anche qui per il cyberbullismo una cosa analoga. Quali sono i dati? E finisco qua. I dati sono incoraggianti. Perché? Dal 5 aprile 2018 al 13 gennaio scorso sono stati sul nostro territorio ammoniti 399 persone. Inviati a noi 358, non sono obbligati a venire, se ne sono presentati il 78,49%, cioè 281. Le recidive sono state 26, abbiamo una percentuale di recidiva dei presentati dunque del 9,45%. Nel 2019 gli ammoniti totali erano 127, gli ammoniti inviati presso di noi 120, quelli che si sono presentati 98, i recidivi 11, una percentuale di presentazione leggermente più alta, 81,66 in quell'anno. Finisco, La cosa interessante è questa, e cioè nel 2019 di quei 120 soggetti trattati da noi in applicazione del protocollo Zeus, 47 sono stati inviati per stalking e 54 per violenza domestica, che è un'inversione sui dati generali nazionali, perché questo tipo di legge dell'ammonimento sta funzionando a livello nazionale soprattutto sui atti persecutori.
sull'escalazione che va negli atti persecutori, non sulla violenza domestica. Invece, avendo questo strumento ed essendo questo strumento più a contatto con la cittadinanza e conosciuto anche dai servizi sociali territoriali, dai medici per esempio, dai medici di base che sono informati su questa risorsa, sta aumentando il numero degli ammoniti per violenza domestica rispetto al numero di ammoniti per stalking. È un'inversione di quella che è la tendenza nazionale invece. Nel 2020 il focus è importante, 251 soggetti ammoniti, 132 sono inviati presso il CPM, le recidive sono 8, il 7,4%, su una percentuale di presentazione del 77%. Vediamo, allora, per chiudere, dei 98 soggetti trattati presso il CPM, grazie al protocollo Zeus, solo 11, pari all'11,2%, hanno realizzato ulteriori condotte dopo l'ammonimento, che hanno comportato o l'avvio di un procedimento d'ufficio o l'innesto di una misura di prevenzione a sorveglianza speciale. Tra i soggetti che non hanno ottemperato all'invito, quelli che non si sono presentati perché non sono obbligati, il 16,60% hanno fatto recidive. Dunque, come vedete, c'è un dato interessante in cui migliora appunto l'intervento anche dell'invio a persone che possono trattare queste questioni anche in una sede di prevenzione primaria della violenza. La stessa cosa, 102 soggetti trattati presso di noi nel 2020, solo 8, pari a 7,84, hanno realizzato ulteriori condotte dopo l'ammonimento. Ecco, credo che questo sia un esempio di come sia importante intensificarlo, questo tipo di intervento, perché se lo consideriamo a livello generale, in totale sui 281 soggetti trattati, il 9,45% ha recidivato, ha messo ancora in atto quella condotta, e di quelli non trattati il 18,18. C'è dunque un prisma di 10% circa di efficacia dell'intervento trattamentale. Cosa vuol dire? Che noi dobbiamo sempre di più intervenire nel prevenire questo tipo di condotte anche prima ancora che si entri nel sistema penale. E quando si entra nel sistema penale dobbiamo affinare le competenze di questo sistema per inserire in sistemi di intervento trattamentale sistematici, non solamente nelle carceri ma anche sui territori, in modo di accompagnare l'autore di queste condotte in quel famoso campo del trattamento che vi ho descritto, che dà delle garanzie anche quando l'intervento della legge non è più presente perché la pena si è esaurita e perché dopo l'esecuzione di pena questa persona non rimanga solo con le sue fragilità, con le sue vulnerabilità, ma possa trovare delle persone che lo accompagnano nel suo processo di reinserimento sociale, anche in lunghi anni. Per esempio, io penso ad alcuni pedofili, violentatori, che dovrebbero essere seguiti anche negli anni da un accompagnamento competente di strutture multidisciplinari che si rendono disponibili a costruire per loro una presa in carico trattamentale e anche, perché no, un controllo benevolo sul territorio. Grazie a tutti per l'invito. Allora, cercherò un po' di surfare tra quello che ha diciamo già anticipato Paolo con il suo splendido intervento. Allora, mi ha colpito nel senso che quando ho pensato cosa dire, diciamo come organizzare questo evento, in realtà avevo varie possibilità, ok? Una delle prime possibilità che avevo pensato era quella di realizzare, ok, partire proprio da un intervento che facciamo noi con gli uomini maltrattanti, che è molto semplice, ok? Con gli uomini che noi chiamiamo, che scelgono di agire violenza. Ecco, perché oggi avete parlato tanto di uomini violenti e noi invece puntualizziamo molto spesso la parola uomo che sceglie di agire violenza. L'intervento è un po' questo, ve lo dico brevemente. Deciso di cambiare in corso d'opera un po' la tipologia di intervento che avevo pensato all'inizio, anche visto il tempo, che poi dopo è andato via un po' sempre meno, insomma. L'intervento è questo, ok? Si chiede alla fine dell'incontro agli uomini se è corretto agire violenza, ok? All'interno delle relazioni intime. E ovviamente potete immaginare che tutti quanti gli uomini dicono no, non è corretto agire violenza, ok? E si conclude lì l'intervento. Poi dopo, la volta successiva, si rinizia la seduta, l'incontro di gruppo e si leggono degli scenari, ok? Gli scenari sono volutamente ambigui, ok? Volutamente ambigui. E lì sorgono le prime, diciamo, i primi dubbi, ok? Nel senso che gli uomini rivedono un po' quello che hanno detto la volta precedente. E qui inizia la discussione. Perché ho tirato fuori questo?
questo aspetto, perché dal mio punto di vista è importante avere chiaro che cosa si intende per violenza e quando noi facciamo questi programmi, un aspetto importante che già è stato citato dal dottor Giulini è quello della riflessione e della consapevolezza, okay? Della responsabilità della persona. Però la responsabilità della persona non dipende solo ed esclusivamente dalla persona, ok? Ma dipende da tutta una serie anche di altri fattori. E attraverso il mio intervento in realtà volevo creare una sorta di link tra quello che lei, dottoressa Rifiorati, ha detto all'inizio, cioè è un problema culturale, sì, ma cosa possiamo fare noi dal nostro punto di vista all'interno, diciamo, della nostra vita personale e anche professionale, ok? Perché poi, come tutti noi, insomma, siamo delle persone, ma anche al tempo stesso dei professionisti. E avevo pensato di farvi vedere per questo motivo un video che è stato realizzato dal dottor Jackson Katz, ma il video dura circa 15 minuti, è un TED Talks, quindi in realtà potete anche reperirlo voi su internet e poi rivedervelo. E il video dal mio punto di vista è Magari importante alla per due fine, se abbiamo un attimo, vediamo, per chi Sì, rimane lo possiamo, sia il tuo che quello del professor Giulini. sì, sì, se rimanesse tempo, insomma, lo possiamo vedere. Diciamo, gli aspetti fondamentali sono sostanzialmente due, ok? Adesso volevo presentare le slide. Ok, dovreste vederlo. Dovreste vedere le slide, sì. Sì, si vede. Ok, Scusi che la interrompo solo un secondo. Se sì. non è partita la domanda di sondaggio per la presenza, non preoccupatevi perché comunque le presenze sono registrate attraverso i log di sistema, quindi non c'è problema. Solo che probabilmente oggi la piattaforma sente il venerdì e non fa partire nulla. Quindi appena riusciamo a sistemare il problema facciamo partire anche quelli. Grazie. Allora, gli aspetti importanti sono, secondo me, diciamo, quelli che emergerebbero dal video sono due. Uno, lo spostare il focus verso l'autore per responsabilizzare, insomma, l'autore della violenza. Due, incentivare una riflessione sulla violenza di genere e sulla leadership che ciascuno di noi ha, perché il video appunto pone le basi sul fatto che ciascuno di noi in realtà ha, attraverso il proprio ruolo che ricopre, diciamo, giornalmente, la possibilità di far emergere che ciò che le persone attorno a noi stanno ponendo in essere sono delle violenze, ok? Ovviamente si parte dal presupposto che la violenza non sia esclusivamente una violenza di tipo fisico, ok? Ma ne esistano diversi tipi, ma immagino che già questa parte voi l'avrete già affrontata. E infatti è proprio per questo motivo che tutti gli approcci, come avete detto anche già in precedenza, si basano sul fatto che occorre cambiare atteggiamenti nella comunità e nei valori della società, creando delle relazioni rispettose ed egualitarie tra uomini e donne, ok? Quindi, dal mio punto di vista, chi si deve approcciare con il fenomeno della violenza di genere, la violenza all'interno delle relazioni intime, dovrebbe approcciarsi con l'idea che non esistono delle scuse, ok? Che è una frase in realtà che io ho rubato da altri colleghi, dal dottor Grifoni, che probabilmente qualcuno di voi avrà già avuto modo di sentire e di conoscere, ok? E questo perché? Perché, come vi ho detto prima, attraverso un po' diciamo, racconto di un esempio proprio successo all'interno del gruppo, in realtà è molto facile trovare giustificazioni alla violenza e lo facciamo in realtà anche noi all'interno del nostro lavoro. Io provo a pensare appunto a quello che è emerso anche prima quando si parlava del fatto di essere vittime, no, di violenza all'interno delle proprie famiglie. Questa è una degli aspetti, no, che possono scusare l'autore, cioè io sono stato vittima di violenza, allora lo rimetto nuovamente in atto, no? Ma voi capite bene che quando si fa un percorso di questo tipo e soprattutto dovremmo dire anche quando si vive, no, all'interno della società, non è possibile in nessun modo scusare gli agiti violenti e questo dovrebbe essere proprio il presupposto di base da cui dovremmo tutti quanti noi partire, ok?
Ovviamente quando si parla appunto di programmi per uomini maltrattanti ci sono dei buoni motivi, no, per metterli in atto. Io li ho rubati un po' dai libri del dottor Giulini che avete citato in precedenza, dall'uomo maltrattante di Grifoni, e ci ho aggiunto, oltre diciamo alla combattere la recidiva, interrompere la trasmissione intergenerazionale, la seconda chance, anche restituire all'uomo la responsabilità dei suoi comportamenti. La parola responsabilità me la sentirete dire spesso, perché in realtà la parola responsabilità è una parola complessa, molto molto utile, cioè significa che la persona diventa consapevole di quello che è il comportamento che lui stesso mette in atto e dell'effetto che il comportamento ha sugli altri, ok? Quindi molto spesso questa parola all'interno del percorso torna continuamente. Sento delle persone che parlano sotto. Ecco, sento persone che parlano insieme. Ok, ci sono ovviamente nella costruzione di questi percorsi degli standard di efficienza. Il dottor Giulini li ha citati prima. Noi abbiamo lavorato, io faccio parte insieme al dottor Giulini ed tante altre associazioni, io nel senso come Istrice, insieme ad altre associazioni di Relive, che sarebbe la rete di coordinamento a livello nazionale, che ha creato delle linee guida, ok, che prevedono degli standard di qualità per i centri per uomini maltrattanti, ok? Che generalmente io ho cercato di sintetizzare, ovviamente il documento è molto lungo e vi invito anche ad andarlo a guardare sul sito di Relive. Richiede un lavoro coordinato e multidisciplinare di rete, una prima fase di valutazione individuale, come ha detto il dottor Giulini, il contatto partner, un programma di gruppo individuale e dei follow-up. Dopo vi farò vedere degli strumenti che ovviamente in maniera molto breve, per farvi capire insomma di cosa stiamo parlando, che servono per valutare tutta una serie di elementi che sono utili per misurare se il trattamento sta avendo efficacia o no. Il modello di base è quello criminologico, ok? Ed in particolare noi ci rifacciamo al modello Risk Need Responsivity. È un modello, io adesso ho citato un libro, Psychology of Criminal Conduct, che è del 2000, l'ultima edizione è del 2017, in realtà è un modello molto più vecchio, ok? Un modello degli anni 90. Questo modello parte dal presupposto che un comportamento, no, criminale, un comportamento deviante, e la violenza è comunque un comportamento che costituisce reato, quindi costituisce un crimine, e sia composto da tre aspetti, ok? Nel senso, quando dobbiamo valutare tre aspetti: il rischio, ok? Tutto quello che voi probabilmente conoscete con il termine di fattore di rischio, che va a determinare un po' quella che è il livello di criminogenicità, no? Della persona, ed evidenzia la priorità di intervento o meno. Noi sappiamo, diciamo, noi psicologi sappiamo, criminologi sappiamo che un intervento, diciamo, ad alto livello quindi di gravità, se messo in atto su una persona che invece presenta un basso livello di rischio, può essere addirittura iatrogeno, ok? Quindi dobbiamo ben calibrare il livello di rischio. E quindi questi aspetti, cioè il numero, le determinanti di fattori di rischio, ci dicono chi trattare e quando trattarli, ok? E poi abbiamo i bisogni criminogenici. I bisogni criminogenici derivano dai fattori di rischio e ci dicono che cosa dobbiamo trattare. E poi abbiamo la rispondenza, cioè l'interazione tra l'individuo e il trattamento, che definiscono proprio come trattare l'individuo e quando trattarlo. Ed è qui che secondo me si crea un link tra diciamo la cultura e la società che sta attorno e la persona, perché la cultura e la società che sta attorno influenza tutta quella serie di variabili che riguardano la rispondenza. Dopo vi faccio vedere quali sono, e quindi anche noi, attraverso il nostro operato di tutti i giorni, possiamo influenzare il modo con cui poi le persone interagiscono con il trattamento. I fattori di rischio si dividono in due tipi: storico-statici, cioè che sono immodificabili perché riguardano tipo per esempio il numero di condanne, la carriera criminale, quante volte la persona ha agito violenza nei confronti delle vittime, eccetera, eccetera, cose che riguardano il passato e non possiamo assolutamente modificare. Poi invece ce ne sono alcuni di dinamici, cioè che sono modificabili attraverso l'intervento, tipo l'utilizzo di alcol, sostanze, la disoccupazione, la marginalità sociale, l'impulsività, ok? Tutti aspetti, insomma, che si possono modificare attraverso il nostro intervento.
rieducativo. Io qui vi ho segnato un po' in letteratura forse quella che è la sintesi più omnicomprensiva di quelli che sono i fattori di rischio. Non ve li sto a leggere tutti perché sono veramente tantissimi. E poi abbiamo i bisogni criminogenici che abbiamo detto derivano, no, dai fattori di rischio e quindi in quanto tali sono di tipo dinamico ovviamente, perché possiamo modificarli, ci dobbiamo lavorare, sono proprio il fulcro del nostro lavoro, quello di cui parlava prima il dottor Giulini, ok? Ed hanno una caratteristica di essere dimensionali, ok? Perché ci fanno capire anche il diverso tipo di livello di rischio che presenta la persona. E ovviamente, ripeto, questi fattori sono direttamente collegati alla commissione delittuosa e quindi alla persistenza criminale, sono quelli su cui dobbiamo lavorare. Io ho ripreso questa slide dal dottor Grifoni che elenca un po' quelle che sono le aree di lavoro. Altro non sono che i bisogni criminogenici di cui parlavo prima, ok? Per esempio, per una persona che ha un fattore di rischio legato all'impulsività, l'area che mi si andrà, diciamo, a colorare nella mia testa di valutatore, di criminologo, sarà quella dell'area decisionale, cioè del problem solving, del decision making, ok? Così come la presenza, per esempio, di un attaccamento mi farà ragionare sull'area affettiva, ok? O dell'autoconsapevolezza. E quindi via via si identificheranno tutta una serie di aree che io, attraverso il mio lavoro, dovrò andare a sondare e a ovviamente implementare nella persona. Poi abbiamo i bisogni di rispondenza. Questi rimandano a caratteristiche cognitive di personalità, emozionali, socioculturali e vanno a definire, a promuovere o eventualmente anche a contrastare l'adherence o la compliance, a seguire il percorso trattamentale. C'è una differenza tra adherence e compliance. La compliance vuol dire compiacenza, cioè la persona viene da noi perché così ne trae esclusivamente un vantaggio, ok? Parliamoci chiaro. Mentre l'adherence significa comprendere veramente l'utilità del percorso e aderire veramente a quello che è il percorso stesso. Noi ovviamente, come più volte ci siamo detti insieme a Paolo, noi lavoriamo con persone che hanno bassa motivazione, ok? Il nostro lavoro è quello di creare motivazione nelle persone e secondo me dovrebbe essere anche il ruolo un po' di tutta la società, quella di attraverso il proprio essere umani, ok? Attraverso ciò che noi consideriamo violenza o meno, dovrebbe essere un po' il ruolo di ciascuno di noi, perché mi sono capitate diverse esperienze, no? A che fare con avvocati, ma potrei dire anche in realtà anche con altri colleghi, è il significato che le persone attorno all'uomo che agiva violenza, no? Davano al gesto che la persona dava, che la persona aveva messo in atto, ovviamente influenzava, no? I meccanismi di diniego, minimizzazione, che sono considerati bisogni di rispondenza. Perché, per esempio, una definizione di stalking come, vi sto dicendo un caso reale, non vi sto dicendo dei casi inventati, ma una definizione di stalking è come come era stato definito, un corteggiamento maldestro, ok, può avere nella mente della persona una forte funzione minimizzante rispetto al proprio agito e poi rispetto anche alla volontà di partecipare a un percorso, ok? Però capiamo bene che per fare quest'opera qui, cioè per poter parlare e per poter motivare una persona a prendere consapevolezza dei propri agiti, non occorre solo ed esclusivamente sapere che cos'è violenza e cosa non lo è, ok? Dal mio punto di vista, e questo lo direbbe il video, cioè bisognerebbe lavorare sulla leadership che ciascuno di noi pensa di avere, cioè sulla capacità che ciascuno di noi pensa di poter influenzare e di poter fare del bene all'esterno, ok? E c'è da dire una cosa però su questi bisogni di rispondenza. I bisogni di rispondenza in ambito criminologico non risultano significativamente predittori della ricaduta criminale. Cioè non è che una persona se non presenta minimizzazione, non presenta diniego, allora non metterà più in atto il comportamento criminale.
oppure se uno lo presenta, se presenta diniego vuol dire che lo metterà necessariamente in atto. Ma tutto dipende in realtà da quelli che avete visto prima, cioè i fattori di rischio e dai bisogni criminogenici. Sono quelli che sono collegati alla ricaduta criminale, non tanto questi. È ovvio che se la persona non si sottopone a un trattamento o comunque a una riflessione su quello che è il proprio comportamento, avrà comunque, cioè non si creerà attorno a lui tutta quella rete che permette in qualche modo anche di lavorare su quei fattori di rischio, su quei bisogni criminogenici, ok? Gli strumenti che utilizziamo noi per valutare il rischio sono l'HCR20, uno strumento tarato a livello, diciamo, di popolazione italiana, che lavora, come ben vedete, su 3 scale, cioè la scala storica, cioè quei fattori che avete visto prima statici, sulla scala clinica, su quei fattori dinamici, e sulla scala del risk management, che riguarda proprio i fattori di rispondenza. Però quando abbiamo a che fare con i comportamenti violenti, non possiamo solo e soltanto considerare i fattori di rischio, ma dobbiamo anche considerare tutta una serie di altri elementi che sono considerati invece in letteratura fattori protettivi legati alla violenza. E per questo noi ci rifacciamo a quelli che sono gli studi della Vivienne de Vogel, che vogliamo invitare poi tra l'altro l'anno prossimo. Quest'anno siamo riusciti a trovare dei fondi per invitare dei membri di Respect, che è l'associazione inglese che ci ha fatto la formazione, e parteciperà anche il dottor Giulini, insomma, alla formazione che faremo a breve qui proprio online. E tra l'altro vi invito, se volete, se qualcuno di voi intende farlo, giorno 18, diciamo, a partecipare. Poi magari se siete interessati vi dico un po' di più. E per quanto riguarda i fattori protettivi, utilizziamo il SAPROF, uno strumento che ha una traduzione, ma non ancora una piena taratura italiana, no? Ci stiamo lavorando in realtà noi insieme ad altri centri per tararlo in lingua, cioè non solo in lingua italiana, ma proprio per tararlo sulla nostra popolazione. In realtà già la traduzione esiste, l'hanno già fatta altri colleghi. Un aspetto importante nel percorso, quindi avete capito, che è quello di motivare il cambiamento. Questo meriterebbe veramente diciamo, un corso a sé stante, cioè noi lo facciamo con l'azienda sanitaria e dura circa 8 ore, ok, per spiegare un po' come fare a motivare le persone diciamo, a scegliere altre alternative al comportamento violento. È impossibile riuscirlo a fare adesso in neanche un'ora. Sicuramente un consiglio che mi viene da darvi è quello che, se dobbiamo convincere o comunque aiutare un uomo a cambiare il suo cattivo comportamento, ripeto, non è lui a essere violento, ma è il comportamento a non essere corretto, ok? È più utile forse accompagnarlo all'esplorazione del sostegno dei buoni motivi per cui cambiare, ok? Quindi analizzare tutta, attraverso una processualità di inviti all'assunzione di responsabilità, un'intervista motivazionale, analizzare questi buoni propositi di cambiamento. E poi occorre ovviamente sapere a chi inviarlo, cioè nel senso non c'è nulla da fare. E occorre stare attenti a delle prassi di invio, cioè fornire anche delle informazioni abbastanza, diciamo, chiare a queste persone, spiegare un po' il contesto in cui lui andrà, e coinvolgerlo nelle procedure di invio sarebbe un passo importante. Molto spesso mi chiamano dei vostri colleghi e mi dicono ci sarebbe l'uomo, ci sarebbe Tizio Caio Sempronio che vorrebbe fare il percorso. Beh, fammi chiamare o chiamami quando sei insieme a Tizio Caio Sempronio, insomma, se mi chiami soltanto tu non è molto utile anche per lui questa procedura. Piuttosto vediamoci insieme, incontriamoci, o fammi chiamare direttamente da lui, ok? È utile anche definire con i centri le modalità di ritorno delle informazioni. Noi di solito comunichiamo molto poco con i legali, ok? È una scelta. Anche perché non vogliamo che molto spesso che il percorso diventi una giustificazione, ok, a una scelta anche processuale. E quindi tendiamo veramente a dialogare poco con i legali, invece molto di più con la rete, ok? Abbiamo creato connessioni con le aziende sanitarie, con le questure, abbiamo creato connessioni con i vari uffici di esecuzione penale esterna, con le carceri, però forse con... Il
Sento delle voci di sottofondo. Però forse ancora appunto con l'ordine ringrazio tanto di questa opportunità. Certo, sicuramente occorre evitare degli invii degli invii non sicuri o inappropriati. Che cosa intendiamo per invii non sicuri? Programmi di gestione della rabbia, lavoro di coppia o di mediazione, terapia cognitivo-comportamentale o terapeuti o counselor che non hanno una specializzazione nel lavoro con la violenza, ok? Perché non inviare a un percorso di gestione della rabbia? Perché è sbagliato? Perché è insicuro? Uno, perché appunto questi sono di solito interventi terapeutici a breve termine e di natura confidenziale, non c'è una rete tutto attorno, ok? Si concentrano solo sul modo di contenere la rabbia e questi non affrontano i sistemi invece di credenze profonde che sono legati al genere, che si analizzano all'interno del percorso dell'Istrice, ok? Il percorso dell'Istrice, come così potrei dire anche il percorso che insomma mette in atto il dottor Giulini nel corrispettivo milanese, il CPM. Non è utile neanche un lavoro di coppia e di mediazione, già l'avete detto, è vietato dalla Convenzione di Istanbul, ma soprattutto perché è improbabile che la vittima si senta libera di parlare liberamente durante i colloqui, ok? E infatti, anzi, le linee guida ci dicono completamente il contrario, cioè fai dei colloqui separati, non insieme. Espongono le vittime a rischio di ritorsioni e la espongono ad esacerbare l'autocolpevolizzazione della vittima e a far sentire l'autore giustificato. Come ha detto prima il dottore, sono delle persone molto spesso che si presentano meglio delle proprie vittime, ok? E lo fanno anche nei percorsi di mediazione. E questo può essere molto, molto pericoloso. Va evitata anche la terapia cognitivo-comportamentale, ok? Questo perché ovviamente, anche se è un modello che si basa sull'analisi dei modelli di pensiero distorti, dei triggers, cosa che facciamo anche noi durante il nostro percorso, ok? Perché noi abbiamo una parte di gestione della rabbia, una parte di riconoscimento dei modelli di pensiero distorti, di triggers. In realtà però poi dopo c'è tutto attorno una rete che permette che l'intervento non sia di natura confidenziale. Noi facciamo firmare alle persone una liberatoria rispetto anche al poter parlare con gli altri membri della rete, nella realizzazione di UVM, nella realizzazione di scambio con i centri antiviolenza o nella realizzazione di scambio di informazioni attraverso anche le proprie partner, che danno anche un rimando rispetto a quello che è il percorso che l'uomo sta facendo, attraverso quella che è la metodologia del contatto partner che vi spiegherò a breve. Ok? Gli elementi essenziali che sono appunto descritti dalle due, qui vedete i due loghi delle due associazioni di coordinamento a livello nazionale Relive e a livello europeo della WWP, prevedono che i programmi aumentino la consapevolezza dei segnali fisiologici, mentali ed emotivi, prodromi del comportamento violento. Ovviamente devono ampliare la definizione di violenza e abuso e sviluppare una consapevolezza critica, no, nei confronti di questo, demistificare l'uso della violenza e del concetto di ho perso il controllo. Vi potrei raccontare delle storie, no, rispetto a questo, che sarebbero anche molto interessanti. Poi se qualcuno di voi lo vuole, me lo chiede, insomma, perché l'idea che la violenza, no, parta da una perdita di controllo è veramente diffusissima e gli uomini la fanno loro, cioè quando arrivano ti dicono io ho perso il controllo, poi analizzi veramente l'atto, perché noi quando parliamo con l'uomo gli facciamo veramente fare una descrizione accurata di quelli che sono gli eventi. Allora lì capisci che in realtà il controllo loro ce l'avevano bene, cioè che la violenza serve a mantenere quel controllo, altro che l'ho perso, non l'ho perso per niente. Ovviamente il fine è quello di aumentare l'empatia con le vittime, aumentare la consapevolezza degli effetti della violenza domestica sui bambini e identificare e praticare comportamenti alternativi. Sono efficaci questi programmi? Sì, ok, sono stati svolti delle ricerche di efficacia da Gondolf, e noi abbiamo fatto nostro l'articolo, vedete il terzo punto in particolar modo, quello che riguarda i tassi di recidiva di chi aveva completato il programma e che aveva frequentato almeno 2 mesi di sessioni e che aveva abbandonato precocemente. Chi aveva frequentato almeno 2 mesi di sessioni si osservava un 50% di riduzione della recidiva.
Noi abbiamo fatto nostro questo aspetto e abbiamo reso, stiamo sperimentando all'interno del nostro programma una metodologia diversa rispetto ad altri nostri colleghi, e realizziamo degli interventi a carattere sempre psicoeducativo, o sarebbe meglio dire più informativo, quindi realizziamo degli incontri di gruppi informativi che servono però anche a tenere monitorato la persona per 2 mesi e a fornirgli comunque degli strumenti in quei 2 mesi lì, in maniera tale che anche se poi dopo, tra virgolette, la perdiamo, almeno per quei 2 mesi lui ha avuto l'opportunità di riflettere su determinati aspetti. Il nostro percorso si basa, è composto un po' da 5 fasi, ok? Che si basano un po' sul modello di cambiamento di Clemente Prochaska, tale per cui il cambiamento di comportamento non avviene, ok, da un momento all'altro, ma è frutto di una serie di fasi, da una fase di precontemplazione in cui la persona non si rende conto neanche che sta agendo violenza, a una fase invece di contemplazione in cui si rende conto che sta agendo violenza, a una fase di determinazione in cui inizia a vagliare le opzioni possibili di alternative, no? Che potrebbe avere, di azione quando ovviamente fa qualcosa per modificare, no? Il proprio comportamento, e poi di mantenimento per almeno 6 mesi, perché il nostro percorso poi di gruppo dura circa 6 mesi. Sono 24 incontri. Io qui ho sintetizzato attraverso questa slide dal punto di vista grafico quello che è il percorso. Vedete che c'è un primo contatto, che di solito noi consideriamo come primo contatto quello in realtà poi che fa l'uomo. Non sempre però il primo contatto è quello che fa l'uomo, cioè molto spesso ci chiamano gli avvocati oppure le compagne, però noi consideriamo come vero e proprio primo contatto in realtà quello proprio dell'uomo. E poi abbiamo il periodo di valutazione che dura circa 4-5 incontri mediamente, quindi un mesetto circa, perché gli incontri hanno una cadenza settimanale. E qui utilizziamo gli strumenti che avete visto prima e altri strumenti, utilizziamo il colloquio, anche perché quegli strumenti, io non ve l'ho detto, sono delle checklist, quindi in realtà non sono dei test, sono delle checklist che il professionista compila sulla base di sia materiale testistico, ma anche altro materiale che ricava dal colloquio o dalle carte, ok, che ha in possesso. E terminato il periodo di valutazione, qualora non ci fosse uno stato di motivazione adeguata, allora la persona transita all'interno del gruppo informativo, ok? Qualora invece il grado di motivazione fosse adeguato, partecipa già all'inizio nel percorso di gruppo. Al termine del gruppo informativo si fa un incontro, e in questo incontro si tirano un po' le fila di quello che la persona ha ascoltato, di quello che la persona ha detto all'interno del gruppo informativo, perché poi l'ultimo incontro in realtà è basato proprio su il perché per loro sarebbe utile il cambiamento. Allora, poi dopo la persona può eventualmente o meno traghettare nel percorso di gruppo. Se non c'è quella motivazione, se la persona non lo ritiene utile, ok, allora in quel caso non inizia nessun percorso, altrimenti iniziato il percorso di gruppo si firma l'impegno di partecipazione che se volete vi faccio vedere, però devo condividervi un altro modulo, aspettate, che può essere utile, che è questo, ok? In cui la persona dice io mi impegno ad assumermi la responsabilità del mio comportamento, a imparare a gestire la rabbia e esprimere i sentimenti in modo appropriato, imparare nuovi modi costruttivi di confrontarmi con gli stress, e firma tutta una serie di clausole, no? Che riguardano il suo percorso di gruppo. Un po' per certi versi richiamano un po' anche l'idea, il concetto di patto trattamentale intramurario, no? Che qualcuno di voi sicuramente conosce. E poi dopo sempre all'uomo gli viene consegnato una lista di procedura, quindi di come è impostato il programma, quali saranno un po' i temi, no? Che si andranno a trattare, e successivamente quelli che sono i prerequisiti da cui partiamo relativamente agli aspetti centrali del nostro programma, no?
quindi il fatto che la sicurezza delle donne e dei bambini viene sempre al primo posto, e la connotazione anche culturale della violenza. Quindi tutto questo è materiale che gli viene fornito, ok? All'interno dell'impegno di partecipazione c'è anche l'autorizzazione per quanto riguarda il contatto partner. Il contatto partner che ha la duplice funzione: da un lato appunto assicurarsi che la vittima sia al sicuro e che abbia l'opportunità di usufruire di percorsi di tutela attraverso i centri antiviolenza che comunemente svolgono questo lavoro, questo mestiere appunto di tutelare le vittime, e al tempo stesso però di dare informazioni rispetto al programma che aiutino anche la donna a non avere una visione del programma come panacea di tutti i mali, perché altrimenti il rischio è quello di metterli ulteriormente in pericolo, no? Di abbassare un po' quella che è la soglia di attenzione e quindi di poter, diciamo, di non poter evitare ulteriori situazioni di rivittimizzazione. Dopo ci sono appunto ci sono sessioni che durano per 6 mesi, però al terzo mese riavviene nuovamente un contatto partner per comprendere appunto se ci sono state delle ricadute o meno. E poi al termine del percorso si effettua nuovamente il contatto partner e si effettua nuovamente la rivalutazione che avete visto inizialmente. E poi dopo ci sono dei follow-up, quindi dei controlli, ok? Che vengono effettuati, però non più a cadenza settimanale, ma la prima volta dopo il primo mese, poi dopo il terzo, il sesto, il nono e il 12° mese. E si fa anche una rivalutazione, ripeto, del rischio per valutare l'efficacia dei programmi di intervento. Questo è un po' in maniera sintetica quello che è il programma di trattamento che noi poniamo all'esterno. Poi da un po' di tempo a questa parte abbiamo sviluppato una convenzione con la Casa Circondariale di Udine, con la quale siamo in attesa appunto di avere tutte le varie autorizzazioni che sono necessarie. Già il protocollo c'è relativamente alla convenzione, però ci serve proprio la possibilità di accedere alla Casa Circondariale per iniziare il percorso, che però avrà caratteristiche diverse. Sarà un percorso più breve, perché come diceva prima Paolo, è importante poi riportare all'esterno queste persone e rappresenta un po' un aggancio, no? Per portarle poi nel fare il percorso esterno, quindi è composto da 10 incontri, non da 24, ok? Ed ha anche delle caratteristiche ben diverse, un po' per il posto in cui ci troviamo, un po' anche per le caratteristiche, insomma, che la persona detenuta ha in quel determinato momento. Io da questo punto di vista credo di aver terminato, insomma, la mia esposizione. Poi lascio spazio un po' alle domande. Noi abbiamo 2 sedi, una a Udine e una a Pordenone. Abbiamo in questo momento all'attivo 2 gruppi, 2 gruppi diciamo psicoeducativi di trattamento e un gruppo invece informativo. A breve dovremmo, come vi ho detto, iniziare il gruppo intramurario. Vi ringrazio. Mi presento la dottoressa Cunial, allora, che è collegata. Solo che io prima ho fatto difficoltà, anzi non ho capito le domande che mi hai posto nella presentazione. Vuoi rifarle adesso o vuoi che faccia... Semplicemente chiedevo di parlarci delle ricadute nella fase esecutiva delle novità introdotte dal Codice Rosso. Sì. Questa normativa ha diciamo, alzato i limiti edittali, quindi praticamente ha impedito di ottenere la sospensione condizionale della pena per il reato di maltrattamenti, a meno che non si acceda a rischi premiali. La pena quindi incide anche sulla causa ostativa, la sospensione dell'ordine di esecuzione, e volevamo sapere che impatto ha avuto questo appunto nell'esecuzione delle pene in base all'esperienza del nostro distretto. E devo, anche se visto che insomma è entrato in vigore il Codice Rosso nel 2019, se si era già giunti in fase esecutiva
esecutiva, se avete già avuto modo di trattare procedimenti per reati di questo tipo. Allora, secondo me non sono ancora arrivati alla nostra valutazione casi che hanno avuto l'impatto completo in tutto il procedimento del codice rosso, non sono arrivati. L'aspetto poi dell'applicazione della sospensione condizionale condizionata ai percorsi proprio ancora noi non l'abbiamo potuta valutare, proprio che io sappia, ma neanche un caso ci è pervenuto attraverso, che so, la perdita del beneficio per questo aspetto. Secondo me stiamo valutando ancora procedimenti definiti in tempi anticipati, pregressi. L'impatto invece di tutta la normativa, sì, su questo sì vi posso dire, no? A me premeva fare questa valutazione. Per me il codice rosso ha una importanza, sì, è vero, per il reo, per l'autore del reato, ma quello che per me è tanto importante è che il codice rosso mette finalmente in primo piano la figura della vittima, no? Della vittima, e la pone sotto diversi aspetti. E mi piace osservare che questa è la prima volta che il legislatore si fa carico della vittima, perché noi non avevamo fino adesso nessun tipo di previsione che potesse considerare nell'ambito di un procedimento penale la figura della vittima come destinataria di diritti processuali e di diritti anche di carattere, diciamo, soggettivo, no? Cosa avevamo prima? Avevamo unicamente le previsioni normali sul risarcimento del danno, voi sapete che quale valore hanno? Praticamente nullo. Quante sono le sentenze di condanna anche all'aspetto civile? Quasi mai. Cioè è un aspetto sia sostanziale che processuale demandato al giudizio civile, e su questo già ci sarebbe da dire un bel po' di cose. Quindi la parte offesa viene onerata di un'azione civile se vuole essere risarcita. Ma al di là di quello, l'unica norma che avevamo era l'articolo 47,7, quello sull'affidamento in prova, che prevede tra le prescrizioni il dovere di prevedere anche l'obbligo di attivarsi per la parte offesa. E vi racconto un aneddoto che non è un aneddoto, ma che è la realtà, che per anni questa norma è stata disapplicata perché semplicemente nel codice della tribuna era stata trascritta erroneamente la norma con un può anziché con il deve. Ecco, quando si sono accorti gli editori di questa cosa, hanno rifatto il codice. Infatti i miei primi codici riportano proprio il può, ed era rimasta una norma assolutamente non applicata. Ora si cerca di applicarla, ma naturalmente con le difficoltà che potete immaginare. Quello che volevo dire è codice, sì, normativa sul codice rosso, ma quella ancora prima, cioè la normativa della legge numero 172 del 2012, quella che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote. Già da lì noi abbiamo visto un cambiamento di comportamento normativo, con la modifica delle fattispecie penali del 572, con l'introduzione dell'articolo 41 bis, comma 1 quinquies, con l'introduzione del 13 bis, che poi è stato modificato dalla legge sul codice rosso, no? Tutte norme che si sono ispirate, secondo me, a questa valutazione della vittima del reato sotto due aspetti: come vittima di un reato già commesso e pertanto che ha subito una lesione di suoi diritti, ma come anche persona interessata all'esecuzione penale del reo alla luce di un rischio di recidiva del reato, perché qui la vittima viene valutata anche con proiezione nel futuro. Questo perché la caratteristica del reato è proprio quella di essere per sua specificità perdurante oppure recidivante. E qui mi richiamo allora all'articolo 659, la previsione che è stata fatta di avvisare la parte offesa della scarcerazione che avvenga del reo sulla base di un provvedimento della magistratura di sorveglianza, no? E risponde a tutto questo.
Per quanto riguarda sì, la sospensione condizionale condizionata, di questo poco vi so dire. Mi sa che per quanto mi riguarda penso che potrebbe comunque avere una valenza sia positiva che negativa, perché benissimo può essere strumentalizzata per il perseguimento di benefici immediati, benissimo invece può essere un'occasione per agganciare appunto la persona e lavorarci sopra. Anche qua è soltanto l'esperienza concreta, secondo me, che ce lo può far dire, e l'instaurazione di una sana collaborazione con il foro, perché a questo punto, se il foro lavora come lavorano gli operatori, come lavora la sorveglianza, all'unico fine di perseguire una giustizia e il benessere anche per il reo, non può che convenire che incitare la persona a sottoporsi ad un programma è soltanto nel suo interesse. Quindi tutto sommato io un giudizio negativo non riesco a darlo. Sì, per quanto riguarda poi la non sospensione dell'ordine di esecuzione, sì, è soltanto prevista la non sospensione quando c'è il maltrattamento aggravato, giusto? Solo quando c'è il maltrattamento aggravato oppure quando c'è il 600 bis aggravato. Viceversa, non è previsto per il maltrattamento semplice. Ecco, condizioni di ammissibilità per i benefici, di questo volevo anche parlare, no? Condizioni di ammissibilità, l'unico che io vedo è quello delle lesioni aggravate per lo sfregio permanente del viso a seguito di conseguenze per atti aggressivi, no? Che è stato previsto nell'articolo 4 bis e che è incluso tra quelle fattispecie che richiedono un anno di osservazione specifica scientifica della personalità, ma solo quello. Quindi non ci sono elementi preclusioni che impediscano la concessione di benefici. L'unica preclusione è recentissima ed è frutto della normativa Covid, che nel ampliare i casi di 199, quindi di esecuzione della pena al domicilio, ha escluso la concessione dei reati per 572. Perché? Ma mi viene da dire perché evidentemente lo rimandi a casa nudo e crudo così come è entrato, e l'assenza di istruttoria che raccomanda la legge, l'assenza di alcuna informazione assolutamente possono essere forieri di rischi elevatissimi, perché non c'è alcun tipo di controllo sulla situazione abitativa, no? Ecco, questa è la normativa. Un'altra cosa che volevo dire è, come richiamava prima il professor Giulini, l'articolo 13 bis, no? L'articolo 13 bis, come viene modificato nella legge dell'anno 18, che prevede per la prima volta che al condannato venga proposta la valutazione della sofferenza della vittima. Quindi partire dal reato, proporre la valutazione della posizione della vittima, di quello che ha inflitto, e sulle possibili azioni di riparazione nei confronti di questa. Questo mi sembra un ottimo, doveroso passaggio, che tra l'altro dovrebbe essere fatto per tutti i reati, ed è previsto per tutti i reati, ma proprio in questo caso si presta molto ai nostri casi. Detto questo, un po' sulle norme che noi abbiamo, che sono poche norme applicabili per noi, l'attenzione che viene data a questi reati. Intanto l'attenzione parte già dalla concessione del beneficio, no? La concessione del beneficio comporta da parte del tribunale senz'altro la valutazione del contesto ambientale, perché la immutata situazione ambientale naturalmente è fortemente impeditiva alla concessione di un beneficio, fortemente. La presenza poi di figli, anche questa, la presenza anche di una relazione affettiva che permane. Abbiamo dei casi in carcere, forse il dottor Rodo, anzi, senz'altro l'ha frequentato, abbiamo un soggetto che ha malmenato, picchiato la moglie, che per 2 volte ha subito la revoca di benefici ed è attualmente in carcere in prosecuzione dell'esecuzione della pena, e la moglie tuttora lo vuole.
molto tutore lo reclama. Abbiamo un altro caso, per esempio, che mi ricordo di un soggetto che ha ucciso la moglie, eppure ha mantenuto, oppure ha ricostituito un rapporto anche con i figli, rapporto che però pare essere denso di ambivalenze, di sofferenze, di manipolazioni, no? Quindi situazioni di una delicatezza incredibile. Ci sono poi i casi delle persone già condannate per reati di stalking, reati di maltrattamenti, che si approcciano con un'estrema disinvoltura a nuove relazioni affettive e che incontrano naturalmente adesione da parte delle nuove vittime, potenziali vittime. E proprio di questi giorni un caso che sto trattando di una persona che ha 2 procedimenti penali pendenti per maltrattamenti, sta aspirando agli arresti domiciliari per maltrattamenti e mi sta parlando di un fidanzamento da un mese con una giovane donna che ha un bambino piccolo e che è disposta a prenderselo in casa. Cioè sono cose che fanno venire i brividi. Ecco perché allora io dico, in queste situazioni la collaborazione stretta con i difensori per me è inevitabile, perché il difensore che mi fa una domanda e sostiene e la sollecita per concedere a quest'uomo di andare a coabitare con questa nuova donna che ha un bambino piccolo, deve rendersi conto di cosa sta facendo, insomma, non fa il bene di nessuno, ma di nessuno proprio, ma neanche il suo fa bene secondo me, no? Per cui io ritengo che, può darsi che mi sbagli, ma che l'avvallo, l'invito da parte del difensore ad affrontare un percorso di trattamento rivolto al suo assistito sia molto valido questo, no? E sarà poi da studiare il tipo di canali informativi che ci possono essere tra gli operatori e l'avvocato. Si può studiare questo, si può trovare una modalità che sia quella più congrua, meno come posso dire, meno strumentabile, meno abbindolabile, no? Più pulita, più trasparente, più onesta, più diretta anche, no? Però secondo me il difensore è una parte che ci deve essere in tutto questo. Poi, sempre in questa prima fase di valutazione di questi reati, il ruolo importante è quello dell'UEP, naturalmente, no? Il ruolo dell'UEP e il ruolo poi anche delle informazioni che acquisiamo anche dal Tribunale dei minori, perché molto spesso abbiamo in parallelo provvedimenti di tutela a favore dei minori, no? Con allontanamenti familiari, con dei divieti, decadenze, sospensioni delle potestà genitoriali. Quindi anche là cerchiamo di fare un raccordo per non concedere benefici che ostacolino in qualche modo un percorso magari già segnato dal Tribunale per i minori, che magari ha posto delle condizioni ai genitori o al genitore per potersi riavvicinare al figlio, no? Questa è una modalità molto tipica del Tribunale dei minori che tutto sommato noi dobbiamo avvallare, appoggiare, rendere possibile. Ecco, poi nel caso di concessione di misure, cosa che c'è naturalmente, che ci può essere, molto importante sarà naturalmente la predisposizione delle prescrizioni, perché le prescrizioni dovranno essere confezionate come un abito ad hoc sulla persona e quindi dovranno essere aderenti alla possibilità o meno di contattare o assolutamente al divieto di contattare, toccare, scusate, avvicinarsi alla persona offesa, ai figli, ai contesti di lavoro della persona offesa. Ci dovrà essere l'obbligo di sottoporsi ad un trattamento qualora sia possibile appunto effettuarlo e formulare in genere un regime che ci consenta anche un monitoraggio, perché la funzione special preventiva, la sicurezza sociale in questi reati è uno dei primi elementi che noi dobbiamo assicurare, no? Ecco, in questo senso anche le istanze di autorizzazione ad avere facoltà di spostamento di contatti oltre le prescrizioni, anche queste devono essere valutate con estrema attenzione e anche qua il ruolo degli avvocati è molto importante,
perché anche loro molto spesso sono coloro che sottoscrivono, propongono le istanze, no? E molto spesso pare che non si rendano conto del retroterra ambientale in cui il loro assistito vive. Per quanto riguarda poi la gestione di questi fascicoli, no? Fin dall'entrata in vigore del Codice Rosso c'è stato il bisogno di rendere, come possiamo dire, visibili questi fascicoli caldi, anche in questa valanga di fascicoli che noi abbiamo. Parliamo di centinaia di misure alternative che sono in corso. Quindi renderli visibili, renderli naturalmente anche percepibili immediatamente, perché siamo in 3 magistrati che però siamo anche intercambiabili in condizioni di ferie, in condizioni di impedimento, di assenza dall'ufficio, e quindi in grado di individuare subito quello che è un fascicolo caldo. Abbiamo pertanto chiesto alla Cancelleria di evidenziarli con un simbolo esterno. Abbiamo chiesto anche con un protocollo fatto con la Procura che ci sia un'attenzione reciproca proprio anche al confezionamento del fascicolo, perché anche per la Procura, una volta che il fascicolo va per un parere, per un visto, anche la Procura deve rendersi conto che parliamo di un codice rosso. E a sua volta anche il carcere è attenzionato, nel senso che tutte le istanze che ci vengono inoltrate, i benefici che possono essere liberazioni anticipate o anche misure alternative o permessi premio da codici rossi, ci devono essere evidenziati come inerenti autori di reato per quel tipo di fattispecie.